amici belli. Mannaggia. Mannaggia non si dice, mannaggia è una bestemmia, diceva Edoardo. Lo diceva Edoardo. E anche queste sono le cose che ci interessano. Edoardo, Totò, Zeco doppietta. Zerbi, dovevamo pigliare a De Zerbi. Vabbè, via. Iscrivetevi ecco, al canale. Subito. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Io guardo sempre in basso, ma fate conto che ci guardiamo negli occhi. Più che altro guardo i vostri messaggi. Siete bellini, siete molto bellini. Latemi dire che al di là della partita, di cui poi parleremo ampiamente, vi voglio ringraziare veramente, perché insomma compleanno un po' triste per una serie di motivi, perché il Napoli perde, perché non posso muovermi di casa, come molti avrete capito, insomma, però sto bene. La cosa importante è che sto bene, e la cosa importante è che ho una community straordinaria che all'interno di una partita così triste, io ho postato la reaction, l'avete vista probabilmente, se non l'avete vista andate e tornate. Voi siete bellini perché tutti qua, uno per uno mi avete fatto gli auguri, chi su Instagram, chi su Facebook, chi su Telegram, chi proprio sotto alla partita, e mi sento meno solo. È una giornata un pochino triste, ma ovviamente io ho la community e quindi solo non sono, e possiamo parlare di questa partita che farà discutere sicuramente. Voglio farmi un giro di saluti prima di parlare di campo, ma prima devo ringraziare il solito Giorgio Mele, dove stavo cliccando su Giorgio, ho acchiappato Angela, e va benissimo. Grazie Angela, grazie tante, e grazie mille Giorgio, sempre carino, sempre generoso. Madonna, mi hanno perso proprio brutto. Leggo subito un Gattuso in, perché poi io veramente ve lo prometto, ve l'ho promesso e ve lo ribadisco, che non farò mai la vedovella di Gattuso, perché Gattuso ha i suoi problemi, le sue cose, però a me, anzi, questa deve essere una riflessione che dobbiamo fare tutti. Vi ricordate quelle frasi fatte? Queste erano le classiche partite che l'anno scorso non avremmo mai vinto. Partito uguale. Allora, altra cosa che ho sentito quando abbiamo fatto la bella partita con Leghia, allora con un allenatore vero si può giocare anche in Europa con le defezioni e con gli infortunati e con le riserve, allora si può fare tutti gli attacchi a Gattuso, perché vi divertivate a fare gli attacchi a Gattuso. E vabbè, adesso siamo in grandissima emergenza ancora una volta, e non si aggiusta la partita. Purtroppo la partita non si aggiusta. Ce la vogliamo prendere con Spalletti? Pigliamocela con Spalletti. Noi, come con Gattuso, quando io vedevo delle cose che non mi convincevano, abbiamo parlato anche di scelte di Gattuso. Come stiamo cominciando a parlare di alcune scelte di Spalletti, ne parliamo sicuramente, perché ci piace fare analisi, ci piace individuare, avere delle intuizioni, fare delle riflessioni, e nessuno è infallibile. Però c'è un pattern che dovete riconoscere. Alcuni giocatori sono sempre gli stessi e non c'è dubbio, altri sono nuovi, il gruppo è un pochino diverso perché stiamo vedendo altri giocatori che giocavano di me. Il risultato è sempre lo stesso, ragazzi. In Europa non si fanno belle figure. Qual è il minimo comune denominatore? È sempre la società. Perché tu mi devi dimostrare che ci tieni. Se poi tu mi dimostri che ci tieni in un certo modo e spingi un certo discorso e cerchi di cambiare la mentalità, vabbè.
perché si possono trovare tutti gli alibi del mondo anche stasera. Non vorrei, Spalletti ci sta cercando di far crescere, sta cercando di farci cambiare, di non cercare alibi, il campo, il freddo, il rigore al secondo minuto, le defezioni, tutto quello che vuole, perdite di tempo, la scorrettezza, tutto giusto, tutto vero, si analizza e si mette sul piatto. Però io non posso fare finta, e ringrazio l'amico Salvatore Pengo del Caffè Napoli 1926 anche su Facebook e su Instagram, che sul sito ufficiale il Napoli posta con orgoglio il fatto che non so quale collegio arbitrale ha dato ragione a Grassani e quindi Yusai deve pagare i 40.000 euro di multa e quindi il Napoli aveva ragione di mettere le multe. E ancora c'è la storia della multa che pende come una spada di Damocle su tutti i giocatori e adesso ce la pigliamo con quelli là che sono stati venduti. E quindi i giocatori vanno in campo, dovrebbero pensare solamente al campo, ma c'è sempre questa cosa qua. Allora c'è il contratto di Insigne e se Insigne se ne va, appena Insigne se ne va, e la multa su Insigne c'è ancora in piedi, così Mertens finisce il contratto, la multa a Mertens e Zielinski e Meret stanno tutti ancora qua. Se n'è andato Allan, si è continuato, se n'è andato Yusai, si è continuato. Mi dà l'impressione della strafottenza, ecco, mi dà l'impressione della strafottenza. Ci interessa di più recuperare 40.000 euro da Yusai che non fare bella figura in Europa. Questa è la mia riflessione, è una sensazione, sicuramente sbaglierò, sicuramente in società sono devastati da questa sconfitta, sicuramente sono delusi e stanno malissimo. Però va bene, ok, andiamo un attimo indietro nel tempo, mi fa piacere fare un giro di saluti veloce prima di prendere tutti i vostri commenti, sfoghi, domande, affermazioni, tutto quello che volete voi. Ragazzi, voi siete i padroni di casa. Carlo Miele, Max Allegri, Shainascia, Enrico Feola, Luca Battista, DP, Luke Cor, Angela Torre l'abbiamo salutata, Stefano Trifogli, Polli, che ho letto che stava già organizzando i saluti, troppo bellina Polli, Vittorio Avallone, un trentenne contro l'universo, che bei nick, Andy 1981, Caffè Napoli, questa è la reaction, andatevela a vedere, perché comunque andatevela a vedere, Antonio Nigrelli, Pablox, Forza Napoli, Sweet Pasta, Donata, Roberto M, Antonio Barone, Vincenzo Di Guida, grazie mille per gli auguri a tutti ragazzi, a tutti veramente. Io quando avrò un po' più di tempo risponderò a tutti a uno, almeno con un cuoricino, C'è Giulio, Stellina, sempre dolcissima, Francesco L, Mister No Comment, Alberto, Massimo, Mirko, eccetera, ragazzi, Ray, Good Life, c'era un tale, credo si chiami Salvatore, che mi aveva chiesto di salutarlo, abbi pazienza se sbaglio il tuo nome, amico mio, ma ho provato a ricordarmi, Davide, e facciamo un salto nel futuro, perché poi mi perdo le cose, andiamo in ritardo, grazie mille Marco, grazie mille Carmine, Pasquale, eccetera, c'è Virgilio, tutti gli amici abbonati che mi supportano, straordinari, Vittorio Pensa, il nuovo abbonato Claudio, Alberto, Mirko, la Luna Rossa, Marcello, Davide, Antonio. Bene, grazie mille, siete tantissimi, siamo già in 155 e Tore Falanga impazzisce completamente, non avevo mai visto questo colore, perché hai esagerato in pound e guarda come poi in dollari sono ancora di più. Quanto vorrei andare a spendermeli per un whisky doppio, entrare nel locale e dire il solito
Me lo offre Tore Falanga. Buon compleanno, io sono occupato, non posso seguire la live, che dispiacere, troppe cose sbagliate, a cominciare dal 47esimo secondo. Senza dubbio, amico mio, grazie infinite per il regalo. Il supporto sempre, tu sempre, veramente non me lo fai mai mancare, questo è extra e lo considero regalo di compleanno, grazie mille. Grazie Salvatore. Andiamo a vedere un pochino di messaggi, ragazzi, andiamo a vedere adesso. Entriamo nel conquibus, perché poi se io mi voglio togliere uno sfizio, poi domani ovviamente, per chi è iscritto lo sa, ci sarà analisi tattica. Le parole di Spalletti, io ho visto la conferenza, non ho visto interviste, ho visto la conferenza. Lui ha chiarito almeno il fatto del saluto, perché si stava parlando, non ha salutato l'allenatore, si vede dalle immagini, fa proprio così, non ti do la mano. E Spalletti lo chiarisce subito, dice lui non mi è venuto a salutare a inizio partita, quindi io non l'ho salutato a fine partita, perché se sei in casa tua, io arrivo, tu mi devi salutare. Come Spalletti in effetti ha fatto l'andata, ce lo ricordiamo benissimo, perché fu un siparietto, perché Spalletti va proprio a cercarlo in panchina, non lo vede, glielo indicano, lui lo saluta con affetto. Poi loro molto antisportivi, devo dire la verità, al di là in campo, perché la simulazione così che guardi sono quelle cose proprio brutte del calcio. Ma poi nel gruppo degli abbonati mi hanno mandato subito questa cosa, c'è stato loro che postano proprio ufficiale, il tweet ufficiale della squadra, che postano la faccia del pagliaccio, la maschera del pagliaccio, il Napoli, veramente brutta roba, brutta roba, proprio il calcio non dà buoni esempi di sportività, di fair play. Mamma mia che schifo, veramente una delusione, si fa brutta figura internazionale così, si fa brutta figura. Io, lo sapete, me la prendo con il Napoli, con la società, per molte cose, ma in questo non siamo mai stati così vergognosi, siamo sempre stati corretti, questo poi va detto. Grazie mille a tutti per gli auguri. Il regalo domenica sera, speriamo bene Carlo, speriamo bene, mamma mia, veramente vado in grossa difficoltà se stecchiamo con la Lazio, speriamo bene. Io speravo veramente in una reazione oggi per andare poi a giocare con la Lazio con più fiducia, perché adesso ti viene un po' di paura nelle gambe e hai pareggiato col Verona, hai perso con l'Inter, che ci può stare, perdi con lo Spartak, hai perso un pochino di quelle certezze che aveva il Napoli, no? Il Napoli va sotto però recupera sempre, in questo caso non siamo riusciti a recuperare, e quindi venendo meno delle certezza tattica, Osimhen, certezza, non lo so se Insigne riuscirà a recuperare, che poi il caso Insigne se ne può parlare. Tutti contenti, che bello, Insigne non gioca, questa volta vinciamo sicuro, perché Insigne non gioca. Dobbiamo essere molto più equilibrati nei giudizi, ragazzi, dobbiamo essere molto più equilibrati, perché Insigne sta giocando maluccio. Ecco perché il Napoli sta avendo tutte queste difficoltà anche di sviluppo del gioco, ma senza Insigne il Napoli è macchinoso nello sviluppo, nella manovra. Ragioniamoci su questa cosa qua. Insigne non segnerà mai, segna poco su azione sicuramente, però la manovra si sviluppa meglio quando Insigne sta bene, e non ho bulim capi. Un like già pronto. System Failures, buonasera. Fabrizio, buonasera. Marietto delle Vedove, 153 persone, 112 like. Qualcuno a rostarmi like, 180 siamo diventati nel frattempo. Dai ragazzi, esatto Polli, entriamo subito nel conquibus, perché a livello di conquibus io poi dicevo, se mi viene lo sfizio possiamo fare anche un po' di lavagnetta live. Domani non vi mancherà l'approfondimento tattico, perché lo sapete, io sono pazzo, me la riguardo quando c'ho tempo, e in questo momento c'ho tempo e quindi me la posso riguardare. Volevo semplicemente farvi vedere la posizione strana di modulo che ha fatto il Napoli nel secondo tempo, con Di Lorenzo qua, difesa a 3 con Mario Rui bloccato, Bobotta qua, Zielinski e Lozano in questa zona,
guardatela bene, e c'era Elmas a tutta fascia. Zielinski e Lozano in questa zona, poi Petagna e Mertens erano quasi insieme, però insomma quasi così, quindi una sorta di 3-5-2, una sorta, se vogliamo giocare con i numeretti, ma Lozano ovviamente non giocava da mezzala, giocava da sottopunta qui, quindi Mertens poi si andava a cercare lo spazio e si alternavano le Zielinski una volta di qua e una volta di qua Lozano, con Di Lorenzo molto più avanti per crossare, Elmas qui che poi aiutava Mario Rui. Dopodiché quando entra Rachmani si sposta qua e addirittura va Mario Rui in regia e non cambia nulla da questa parte. Poi nel finale della partita Elmas si accentrava meglio e Lozano restava sulla fascia. Questa è stata un'altra chiave tattica e infatti Elmas poi è stato decisivo perché si inseriva meglio, è l'unico che ha le caratteristiche per inserirsi e riempire l'area quando poi arrivavano un pochino i cross, e quindi questa è una delle cose che mi piaceva far vedere. Poi non lo so se gli altri lo faranno vedere così, ma iscrivetevi al canale. Ecco. No, che state aspettando? Siete completamente pazzi? Fatelo. Fatelo. No, non era la freva, Vincenzo, l'ho spiegato, è che l'allenatore avversario non lo ha salutato all'inizio. Secondo te veramente c'era il rigore fuori aria e non... No, Angela, purtroppo l'avversario mette proprio il piede in aria e lo botta, lo tocca. Purtroppo il pallone lo botta, non lo vede proprio, tocca la caviglia il tocco è leggero, ma il rigore per me c'è. Veramente maleducatissimi. Tutto denaro e cattiveria, ritornano le frasi fatte, avete ragione. Abbiate pazienza. Simone Gallo, benvenuto. È così che si fa per farmi recuperare un pochino dalla freva che sto provando. Mi preparo oggi a vedere gli 800 TikTok. Perché quello fanno. Bah, veramente brutto il fatto della maschera. Heroic Magic Tool, sì, è Castle Crush, yeah, my friend. I will come up with new videos, I promise. Just not now. Not now, I'm so sorry. Heroic. No, dovete capire che sono quelli là che mi seguono sull'altro canale, che vogliono che gioco ai giochetti che giocavo prima, ma non che ho a capo i fatti. Aspetto con ansia i dati di Guido, a sensazione si è giocato sì e no 15 minuti a tempo, sicuramente ancora il tempo effettivo sarà stato pochissimo. Sordo e cattiveria, Massimo, è proprio così, che brutto sport che sta diventando, veramente. Io non riesco a capire come non si riesce a vincere contro queste squadre scarse. Carlo, devi capire una cosa, l'ha detto anche Spalletti, non lo dico io. Le squadre russe top sono in Europa a livello delle squadre italiane. Ce lo dobbiamo scordare che sono scarse. La squadra più scarsa in Europa, che affronti poi in Europa, che sono squadre abituate sempre a qualificarsi per l'Europa, a qualificarsi per la Champions, hanno una mentalità e un approccio alla gara più forte della nostra, senza dubbio. Quindi è una squadra scarsa. Nel campionato italiano arriverebbero ottavi. Non siate convinti che arriverebbero ottavi nel campionato italiano, probabilmente arriverebbero terzi o quarti per quanto corrono e per l'intensità che ci mettono. Non sono scarsi rispetto a noi, non sono scarsi, credetemi. Veramente, credetemi, perché poi andiamo in Europa e il Chelsea 4 pappine alla Juventus, 4 pappine, e sembrava un allenamento. Lo Young Boys, che voi dite lo Young Boys, ma canna fa, o Young Boys non giocherebbe nemmeno in Serie C. 3-3 con l'Atalanta è uno spauracchio in Italia, 3-3. E perché l'Atalanta poi l'ha rimessa a posto con un calcio di punizione di Muriel. 3-3 lo Young Boys. Ci dobbiamo dimenticare questo fatto. Sono scarse, non le voglio. Perché le vanno fare la Super League? Perché queste squadre scarse a certe squadre le fanno correre. Allora, centrocampo più completo, solo Anghissà e Fabiano possono fare una mediana 2 decente. Si può discutere sulle caratteristiche, sulle possibilità della mediana 2. Io sono veramente dispiaciuto perché
Zielinski a 2, magari non con Lobotka, però lui l'ha fatto in passato e secondo me lo può fare tranquillamente. Mi ha fatto piacere che Spalletti sinceramente l'abbia pensata come ve l'avevo detta io, cioè giocare con Mertens e con Petagna per cercare di metterla subito bene la pratica e poi magari farli riposare dopo. Purtroppo non è stato possibile perché loro ci hanno segnato subito e già si era messa in un brutto binario. 2-0 diventa complicata e vabbè, era complicata. Vabbè. Però non è una cattiva idea, secondo me, Zielinski più arretrato con Elmas in zona Insigne, non è una cattiva idea. Purtroppo non abbiamo visto, è anche un campo dove quelli là più tecnici fanno difficoltà e quindi non c'è problema. Però non è una cattiva idea perché dobbiamo ricordarci con un minimo di memoria, io lo sapete, la memoria mia non è infallibile, però per questo faccio i video, perché me li posso andare a rivedere e devo rivedere quando il Napoli di inizio stagione dell'anno scorso, ricordate che vincevamo tutte le partite, esempio fulgido, il 4-1 con l'Atalanta, quel Napoli là giocava con Fabian e Zielinski a 2, perché già si provò dalla seconda partita Mertens e Osimhen insieme ed eravamo devastanti, con Fabian e Zielinski a 2, quindi voi direte proprio buchi a centrocampo, nessuno marca, funzionava tantissimo, non sapevano come fermarci, Attuso out a 2 e funzionava. Dopodiché recuperammo Demme dall'infortunio, cominciò a rientrare nelle rotazioni anche Bakayoko, eccetera eccetera, si trovò un equilibrio, sappiamo com'è andata. Poi si trovò l'equilibrio con Zielinski più avanti, anche perché ci venne meno Mertens, ci venne meno Osimhen e quindi non sapevamo più chi mettere in attacco. Perché devi fare di necessità virtù. Gattuso non è stato bravo a gestire la crisi. E noi aspettiamo che Spalletti da allenatore più esperto, perché ovviamente è più esperto e nessuno lo nega, gestisca al meglio la crisi. Ma quando è crisi vuol dire che è crisi. Io questo dissi l'anno scorso. Come si fa a gestire la crisi se stai in crisi? Io questo dicevo. Vabbè. Bobotta, partita complicata, non ha giocato malissimo, ma non ha giocato bene. Non ha sicuramente giocato bene. Like preventivo, way of life, grazie amico mio. Grazie Luca, grazie mille per gli auguri a tutti. Lozano ultimamente non si può vedere, molto al di sotto delle sue capacità. Ragazzi, mo la corsa a prendersela, se Lozano, ho letto un pochino in giro su Facebook, Mertens, fantasma, Lozano, fantasma, Zielinski, fantasma, tutti fantasmi. Vabbè, va bene, non vi contesto niente, però vediamo un pochino anche come la pensa il mio amico Guido Gentile, che faccio entrare, ma devo prendere le cuffiette. Ciao Guido. Buonasera amiche e amici. Allora Guido, buonasera. Io sapevo che tu avevi un impegno lavorativo stasera. Sì, per la gioia di molti sarò breve. Se dovesse entrare qualcuno, vedi, se ne vanno perché avete perso, no. Ho una serata importante, cioè l'anteprima di Estate alla mano di Dio, come avevo detto. Sono anche particolarmente arrabbiato perché ricorderò a vita che quando presenterò questo film negli anni passati, ricorderò presentato questo film quando abbiamo perso con lo Spartan Mosca. Quindi alle 22:15 c'è questa anteprima, ma devo andare prima anche se è abbastanza vicino, quindi mi scuserete. Direi che il lavoro, emozione e piacere e dovere, e quindi non è una fuga dalla sconfitta. Cambiano le magliette, amico mio, cambiano i giocatori, sì, cambiano gli allenatori, cambiano le stagioni, cambiano gli stadi, cambiano gli avversari. Due cose non cambiano. I miei colleghi, almeno le dichiarazioni solite trite e ritrite dei miei colleghi, e purtroppo le sconfitte e la modalità con la quale si ripetono certe sconfitte
nei momenti chiave della stagione, con tra l'altro le solite analisi, ma siamo i primi in classifica, di cosa stiamo parlando, eccetera. Però ci sono, se c'era la metafora, no, l'anno scorso, oltre del Processo che non mi è piaciuta, poi di Cicerone, di Catone Incensore, Tito Livio, quello che volete voi, a questo punto io ho fatto la metafora delle uscite autostradali, no? Io in settimana ho fatto questa bella conversazione su Jim Morrison, è come se io il primo casello di Gioia del Colle l'ho ignorato, il secondo casello Gioia Centro l'ho ignorato, il terzo Gioia Nord mi sono dimenticato di innoiato, poi arrivo a Casa Massima, torno indietro, ci arrivo pure a Gioia del Colle, ma nel frattempo le altre squadre sono andate avanti. Questo è il quarto casello che il Napoli salta. Sapete quanto io ci tenga a far bene in Europa? Per tante ragioni. Se noi oggi avessimo vinto, avremmo 2 punti o 2000 punti di coefficiente UEFA, avremmo veramente la qualificazione anche dal primo posto nelle nostre mani e non ci saremmo presi nemmeno quello scorno, perché poi la ragione è sempre dei vincitori. A Napoli si dice degli scemi, però dei vincitori, la storia la scrive vincitori, di questa brutta pagina finale con degli sfottò ci possono stare, di buon gusto, di cattivo gusto, lascio decidere agli altri. Poi l'ironia è una dote rara ed è molto personale, ma state sicuri che se Napoli avesse vinto 2-1, 3-1, la faccia del pagliaccio sul sito non sarebbe comparsa. Questa è una sciocchezza. Non cambia nemmeno la società e anche la leggerezza della società. C'è la notizia che rimbalza su tutti i giornali, su tutti i siti, che addirittura abbiamo vinto il ricorso, no? E quindi sai, deve dare 40.000 euro. Non si trovava una notizia che, nonostante l'aumento di capitale, ieri la Juve in borsa ha perso 65 milioni di euro. Il titolo azionale della Juve vale 0,063. Chi comprò le azioni della Juve ha perso un capitale per come si è deprezzato il titolo, che non fa più parte dei titoli del mercato primario, perché il calcio è esercizio del potere. Non che bisogna censurare la notizia di Isai, ma i 40.000 euro che dovrà versare Isai alla società sportiva Calcio Napoli non sono certo una notizia importante, perché nel giorno dell'approvazione di questo aumento di capitale la borsa non ha risposto positivamente, e questo era avvenuto alla chiusura del mercato azionario prima della sconfitta del 4-0, però dovevi andarla a cercare col lanternino, anzi non la trovavi sui giornali principali, poi verrà pubblicata solo sul Sole 24 Ore, che non è un giornale sportivo, è prettamente economico. Chiusa questa parentesi. Quello che ci interessa è che Napoli comunque vada, tranne veramente un giro di coincidenze incredibili, non sarà primo nel girone. Per quanto mi riguarda, io ve l'ho detto alla sconfitta in casa con lo Spartak Mosca, siamo fuori dall'Europa League. Ho troppa anzianità, troppa esperienza. Ho detto, in Russia Napoli non ha mai vinto, non andrà a vincere, non ha vinto, non perché mi voglio attirare le sconfitte. Ripeto, per me questa sconfitta peserà 3 volte, pesa per quanto ci tengo in Europa, pesa perché mi dà fastidio e pesa perché voi poi vi andate a fare una pizza, io devo ricordarmi che il film di Paolo Sorrentino è legato a questo ricordo e me lo ricorderò a vita, quindi poteva evitarlo. Infatti ero tutto contento che si giocava giovedì. Quando ho visto questo anticipo ho detto, mannaggia la miseria. Alcune cose importanti. Abbiamo introdotto, oggi introduciamo anche un altro concetto. Io non so come poter fare nel canale di Valerio a fare qualcosa di più tattico, a parte la sua lavagnetta, perché sarebbe bello invece poter vedere le immagini in modo tale da fare meno filosofie, qualcuno così non si lamenta. Di quanto è importante la percentuale di realizzazione offensiva, che è il nostro tallone d'Achille, e in Europa non sfuggi, perché in Europa in realtà tu hai poche occasioni e quelle occasioni devi essere kill. In realtà noi abbiamo la stessa percentuale, abbiamo 36,5 rispetto a 38,5, quindi non cambia nulla. E se pensate, abbiamo la stessa tenuta difensiva, il Napoli concede 9,2 tiri subiti e 2,8 tiri subiti, rispetto al campionato dove ne concede 9,9 e 3 a partita. Ma quindi è praticamente uguale. È praticamente uguale. Ma in Europa
la gente un tiro su 2 becca la porta, un tiro su 3 fa gol. Questa è la differenza. La qualità si alza. E i simili colleghi che dicono ma questa squadra in fondo è un pessimo Chievo, che adesso non è manco più in Serie A, sono stupidaggini. Come erano stupidaggini, e lo dissi, mi esposi intellettualmente l'anno scorso, perché io da un punto di vista filosofico, da un punto di vista sportivo e da un punto di vista umano non potrei mai avere nulla contro De Zerbi, che sembra un ragazzo molto intelligente, in gamba, che farà un'ottima carriera. Mi arrabbiavo quando dicevano insultano Gattuso, stanno tutti, molti colleghi dipingevano De Zerbi, e tu sentivi poi tutte le persone che chiamavano in trasmissioni, vogliamo un De Zerbi, come manco fosse Guardiola. Adesso calme gesso, se lo vogliamo mettere sulla panchina del Napoli per fare un progetto quinquennale, di far giocare i giovani, fare un calcio a champagne dove non hai nessuna pressione, devi arrivare decimo, nono, va benissimo. Ma se voi pensate De Zerbi lì, perché si deve fare la sua esperienza. Ad esempio non ha panchine europee, non ha manco presenze come giocatore. Beh, lo Schalke è arrivato ultimo nel suo girone, con un turno di anticipo. Ha preso sempre una caterva di gol, ne ha fatti solo uno, è una brutta figura. Con questo io non lo sto bocciando, ripeto, sia da un punto di vista delle qualità umane che sportive, è un ragazzo notevole che va seguito, ma è il percorso. Il percorso, nonostante l'avessero inserito in una società che ha molta tradizione negli ultimi 15 anni in Europa rispetto a quella che a noi manca, quindi saranno tutti contenti quelli che adesso noi, se usciamo, ci dedicheremo al campionato, però ricordatevi la metafora del bivio. Abbiamo saltato il primo bivio, io ve lo dissi alla partita con la Roma, e quella era un bivio per farci scusate, capire se potevamo aspirare a una stagione molto interessante, dove poi arrivare a sfiorare, non lo vinciamo perché io l'ho detto, non lo vinciamo dal primo giorno, ma arrivare a sfiorare, oppure poi arriveremo nel mare magnum della mediocrità, che è quello che poi vedrete, saremo risucchiati, perché adesso noi ci tocca una partita che è decisiva. Attenzione, sapete che io sono abbastanza refrattario alle frasi fatte ai luoghi comuni, non è una finale di Mazzarrani a memoria, perché non è una finale e non è una partita definitiva. Infatti a volte si confonde quando si dicono partita è decisiva, perché il Napoli ha rotto. Il Napoli ha rotto in gergo dell'ippica, e adesso deve ritrovare il passo, deve ritrovare certezze, deve ritrovare punti, e deve ritrovare anche uomini che ha perso per strada. Ma era particolarmente, diciamo, mostruoso, scusate la rozzezza della frase, perché è veramente mostruosa la percentuale della tenuta difensiva, che ci ha permesso di tamponare quelle che sono le nostre lacune. Perché il Napoli segna poco rispetto alle azioni che produce, perché non ha giocatori che vedono con cattiveria la porta, e perché in realtà poi faremo un'analisi a metà del campionato sui gol che prende il Napoli, che sul gol che ha preso storicamente, cioè vari database, perché poi tu devi anche vedere la qualità dei tiri che concedi, da che spicchio di porta, eccetera. E devi vedere e questo è un concetto nuovo di cui parliamo oggi, che è il concetto di passaggio, perché tutti, Lozano, il dribbling, il giocatore che spacca le difese, queste frasi che fanno molta presa, insomma, sulle prime. Però il calcio è uno sport che si gioca su un terreno molto, molto grande, e ricordatevi che il passaggio è quello che non solo ti permette di fare molti metri in pochi secondi, ma ti permette di molto più del dribbling, che chiaramente io non sono un uomo contrario al dribbling, né sportivamente né tatticamente né come analista, però sono un uomo contrario al fatto che non si parli mai dell'importanza di alcune azioni di gioco e si sottovaluta, perché il dribbling è quando tu alla fine c'hai il tuo uomo e devi saltare l'uomo, effettivamente, ma salti un uomo, sanne che non sei Maradona, ma quanti gol si fanno come quelli di Maradona a Messico 86, appunto, ce lo ricordiamo. I passaggi, conta chiaramente la precisione del passaggio, che è il dato che viene valutato più facilmente. In realtà ci sono dei dati nascosti, che è la velocità di un passaggio, la qualità di un passaggio e la capacità di questo passaggio
di far fuori più giocatori possibili della squadra avversaria, che è una delle pecche del Napoli. E lì mi vengono meno le possibilità telematiche con Valerio. Quando vedo delle partite, detto come sarebbe bello vederla a fianco con Valerio, con proprio per far vedere. Secondo me, per far capire agli amici bellini, un esempio che possiamo fare velocissimo: il passaggio di costruzione a volte di difesa, quando noi vediamo Mario Rui che guarda dietro, quello è il passaggio che non risolve niente, perfette anche a suo gioco, anche del portiere, precise anche con la velocità giusta, mai al massimo hai fatto fuori due uomini. Io a volte mi arrabbio, lì perciò era bravo Pepe Reina, quando il portiere dà una soluzione abbastanza semplice, anche Di Lorenzo si ridà a un compagno la soluzione perfetta, impeccabile, semplice, ma tu hai fatto fuori un solo giocatore che è venuto a pressare. Infatti ha detto, vedi, il portiere, se lui avesse immediatamente tirato lì, erano andati due a pressare e fatto fuori con un solo passaggio, e un passaggio è un secondo di gioco e ci mette 2 secondi arrivare al tuo compagno, hai fatto fuori due giocatori. E far fuori due giocatori, 2, 3 della squadra avversaria è una soluzione tattica che scusate, la prima non guardi, ma invece è molto importante, ed era una delle grandi qualità che aveva Diego Armando Maradona, perché poi nei montaggi che si vedono su YouTube casomai metti delle cose altamente spettacolari. Per chi come me ha avuto la fortuna di vederlo dal vivo più occasioni, la grandezza era, e ti faccio qui un esempio subito, che secondo me è il colpo di genio di chi è un genio del calcio, non perché è una frase fatta, era la capacità di fare una cosa che avesse un'altissima percentuale di utilità. Allora, che cosa intendo per far fuori molti giocatori? Stoccarda Napoli, calcio d'angolo, ribattuta, Maradona che è 1,67, con mezzi tecnici superiori a tutti, la può stoppare, la può rifare di prima, può fermarsi, ritentare il zoom, cercarsi un altro angolo. La tirò distinto di testa e fece fuori mezza squadra, si avventò, entrò Ferrara, tiro al volo ad incrocio, gol. Ma quel tiro di testa di un giocatore che era bassino contro giocatori molto alti fu un passaggio semplicissimo, cioè non viene mai messo nei filmati di YouTube, ovviamente, perché non è spettacolare come il gol di Verona, come le sforbiciate, eccetera, cioè come la Rabona di Napoli-Torino, eccetera, eccetera, eccetera. E invece è importante introdurre questo concetto, che la qualità di un calciatore è data da tantissime componenti, no? L'assistenza fisica, l'intelligenza tattica. E Hamsik, per esempio, era un giocatore molto importante, veniva sottovalutato, perché a volte diceva, ma sono passaggi semplici. Certo, perché un passaggio di piatto lì a 10 metri è semplicissimo, però l'ha dato non solo con i tempi giusti, la velocità giusta. Oggi abbiamo visto anche dei passaggi dove tu sei costretto a tornare un po' indietro, ma si perde tempo, no? Ma l'ha dato in modo tale che ha eliminato dal gioco in quel breve frangente 3 avversari. Questo ci manca un po', ed è una cosa che si è visto molto male con l'Inter, e che loro hanno fatto meglio di noi e noi peggio, oltre a una caduta un po' fisica, perché nell'azione del rigore, che non è stata solo quella, sarebbe da rivedere tutta la partita, poi me la sono rivista troppe volte. Noi avevamo la linea difensiva e il primo centrocampista era a casa mia, o anche Insigne a casa mia, anche Lozano. Ecco, è venuto meno la membrana che avevamo detto della prima batteria, gli attaccanti, un po' il centrocampo, e hai preso 3 gol. Non li hai presi per sfortuna, non li hai presi per caso, non li hai presi per l'arbitro, li hai presi perché sei stato meno bravo e loro sono stati più bravi rispetto ad altre partite. Stessa cosa e oggi, perché nel primo tempo è vero che potevi pareggiare, anche loro hanno avuto delle occasioni, più nel primo tempo. Il secondo tempo è stato un dominio. E qui ultimo concetto, poi lascio poi le domande e ai 25 vi saluto, vi avevo anticipato. Io sono abbastanza contrario al tempo effettivo nel calcio, tranne se tu non rivedi troppe regole, sarebbe anche giusto e corretto, però sono molto contrario al non calcio. Cioè, oggi, per dirvene, per esempio, infatti potete andare a trovare 79esimo minuto e 50 secondi, uno crolla a terra, ne sono crollati a terra 2, ed era un giocatore a
forse un metro dalla linea di fondo, noi si è ripresi a giocare all'83esimo, in 10 secondi, quando il giocatore poteva essere benissimo, l'arbitro stava lì e ha detto ok, sei fatto male, stai a un metro dalla linea, poi è stato sostituito, dal regolamento, è stato cambiato il regolamento, tu devi uscire dalla porzione di campo più vicina a te, non sei più obbligato, anzi non solo non sei più obbligato, non devi affatto uscire al centrocampo, se stai, lui doveva fare un metro per uscire dietro la porta, si è fatto tutto il campo, l'arbitro ha fatto finta di nulla, e questo è molto grave. Noi dal 79esimo e 50 secondi all'87esimo e qualche cosa abbiamo fatto 30 secondi di gioco effettivo, 30 secondi, e non è che abbiamo recuperato quei 7 minuti, e anche nel minuto di recupero fessi noi, ma l'abbiamo visto con molte squadre che ci studiano, perché nel secondo tempo, quando il Napoli riusciva a fare un po' di azioni con continuità, quello che vi dico, quando un'azione è continua, un'azione d'attacco, anche un Barcellona nei vecchi tempi può andare in difficoltà, cioè la cosa migliore è interrompere, spezzare, fermare la palla, se l'arbitro te lo consente. Anche questo non sono azioni che danno all'occhio. Io non ti posso dire, lo so che sarà una curiosità di molti di voi, se la rigore è quello del Napoli, perché non ci hanno mai fatto vedere manco mai replay, mai uscito. E per quanto, Valerio, io sono attentissimo a guardare le partite, l'azione è stata velocissima, c'erano molte maglie, e la mia onestà mi fa dire che non ti posso dare nessuna certezza se l'ha presa, non presa o toccato, la dovevo rivedere. A volte sono stato, anche per la dinamica dell'azione, molto bravo e me ne ero accorto senza vedere il primo, il secondo e il terzo, il replay, ho un punto interrogativo. Per esperienza io so che quando queste cose non te le fanno rivedere significa che era rigore, per esperienza, non da tifoso. E infatti poi quando qualche volta qualcuno fa uscire dal cilindro queste immagini, tu dici cavolo, ecco perché. Però non lo so, veramente non so. Potrebbe anche essere che ha preso la palla con la chiappa sinistra di quello in panchina, manco con il ginocchio, non lo so proprio. Quello che abbiamo visto, il tifoso che si scaccolava, quello che è sempre in panchina, abbiamo avuto dei momenti di possibilità di rivedere il replay, non è andato, poi abbiamo rivisto altre azioni dopo e siamo stati contenti, ci hanno fatto vedere l'azione d'attacco della squadra russa, però è rimasto il dubbio di come i mezzi tecnologici ci sono, non reputo corretto, proprio anche soprattutto se l'ha presa tipo con la tibia, manco con la parte superiore del corpo, a maggior ragione faccela vedere, così diciamo, vedi, ha presa con la tibia. Io è stato molto veloce, cercherò, sai che io poi mi incaponisco di ritrovarla questa azione. Questa è un momento delicato della stagione, mi dispiace per Osimhen. Voi non sapete, ma privatamente scrissi subito a Valerio, contattai un mio amico radiologo, ovviamente da persona seria e professionale, lì senza vedere le radiografie parliamo del nulla, però ho detto Guido, anche del nulla, vide l'infortunio giusto su internet, lui non è tifoso e quindi non è preso da nessuna emozione, meno di un mese scordatevelo, però mi devo far vedere le radiografie. Ora abbiamo saputo l'esito, tutte queste polemiche, ma il presidente ha fatto pressione, mi annoiano molto, perché io penso sempre alla salute delle persone, che siano un professore, uno spazzino, un giocatore, quindi tutto molto noioso. L'infortunio è stato grosso, non è né detto né scongiurato che lui debba subire un altro piccolo intervento, perché poi bisogna vedere, oltre che la calcificazione, lì c'è stato proprio uno spostamento sull'asse della bulbo oculare nella sua zona di pertinenza, quindi io direi che prima di febbraio lasciamolo in pace. Ha detto più grave l'infortunio, non che quello di Osimhen non sia grave, però ormai lo sai che l'hai perso per almeno mezza stagione di Anguissa, perché rischia di tornare, farsi mezza giornata e venire convocato per la Coppa d'Africa. Quindi anche lui, chi dice l'abbiamo perso per un mese, no, sono 2 mesi e mezzo, perché se lo prendi da fine novembre a fine dicembre, quando devi essere convocato per la Coppa d'Africa, ed è un peccato. Chiudo, poi poche domande.
A me non è dispiaciuto Lobotka, si è mosso molto bene. Quello è il Napoli, fragili mentalmente, cioè, costruiscono piano piano se si vogliono costruire. Se la squadra è scesa, a questo punto la mia non ha né previsione male augurio, è semplicemente fare 2 più 2 punti più 2 punti. Purtroppo siamo usciti dalla terza fascia, quindi è Champion, tutti contenti, voi ad urlare l'anno prossimo del Champions, non ci andremo Valerio. Allora Valerio, io te lo dico oggi, 24 novembre, questa era una squadra da massimo quinto posto, io lo dissi per tutta la stagione l'anno scorso, è quinta arrivato, speriamo di fare il quinto posto e non farci succhiare la Roma, perché se la Roma mette il turbo, c'ha dei giovani interessanti, è partita male, ci fa ciao con la manina, ma l'Atalanta è una squadra superiore al Napoli, ha una società superiore al Napoli, anche politicamente, anche un uomo eletto in Lega, ha un vivaio superiore al Napoli ed è più forte come giocatori. Già loro hanno Zapata e tu non hai Zapata, giocatore che a Napoli Muriel, per dire. Ti risolve. Inter e Milan non le vedete proprio, la Juve ti riprenderà, non è male, ti riprenderà. Quindi la partita con la Lazio è decisiva, non definitiva, perché non è l'ultima come Napoli-Verona. Attenzione, l'italiano è una bellissima lingua, ma è decisiva, perché devi macinare i punti e cercare di sperare che le tue inseguitrici, un po' per stanchezza, un po' per qualche punto lo perdono. Ma se tu vieni risucchiato dal faro traente della morte nera, per usare una citazione cinematografica, sono cavoli amari. Sono le 17, se volete poche domande, 25 per la vostra gioia. Sì, allora nel frattempo io ringrazio Manu per la donazione, mi sono arrivate 4 donazioni. Manu ci parlava del concetto delle simulazioni e che vorrebbe, addirittura si augurerebbe la sosta per recuperare da questo periodo. Il concetto delle simulazioni l'ho anticipato io, l'ha ripetuto anche Guido. Ringrazio Vincenzo di Guida per il regalo, era proprio un regalo a tutti gli effetti per il mio compleanno, idem Alessio Marigliano e Fabio Versatile, che introduceva un concetto un po' più ampio che posso riportare a Guido. Gli diceva la coppia, per esempio Fabian Zielinski, Ancelotti out, l'altra coppia Gattuso out, adesso vediamo le altre coppie e sarà Spalletti out a breve. Abbiamo un comune denominatore che è sempre la società. Allora, osservazioni interessanti. Parto dalla seconda, però rispondo perché ci tengo anche alla prima. Se Zielinski fosse stato, parlo già al passato, pensate, così forte, voi pensate che il Liverpool non se lo sarebbe preso? Visto che parliamo sempre di quel procuratore che ci rompe le scatole, che 4-5 persone ormai nella nostra scuola. Spalletti ha rotto un muro di umiltà molto grave, quello dice nessuno ci è venuto a chiedere nulla, e nessuno ci è venuto a chiedere nulla perché tu con un modesto ma onesto Spark al Mostra perdi 2 partite su 2, te ne prendi 5, perché ragazzi la squadra campione d'Italia che ha dominato per anni, noi, se fosse stata l'Inter nominerei l'Inter, quindi quelli che dice che siamo fissati, ha dominato là, state sicuri che in Premier League avrebbe fatto dall'8° posto in giù. Ed era la squadra che cioè questo è il livello del calcio italiano. Per rispondere alla vostra domanda, perché io che sono un grandissimo tifoso di pallacanestro sono abbastanza contrario, soprattutto perché poi certe cose vengono messe in mano ai politici e non a chi il calcio lo vuole far diventare uno sport sempre più bello, attrattivo e spettacolare. Oggi è la notizia che vogliono fare un intervallo da 25 minuti, non perché si gioca a intensità maggiori e così i giocatori, no? Oppure possono un attimo rifiatare, l'allenatore ha qualche minuto in più per fare accorgimenti tattici, per gli spot pubblicitari. Quindi non che mi sto preoccupando. Quindi ogni cosa, se c'ha una finalità effettivamente utile a migliorare la qualità del gioco, e noi non possiamo essere contenti della qualità del gioco con dei calendari dove ci si lamenta, però poi si fa sempre i furbettini, perché poi avere, non parlo da tifoso, parlo di qualunque squadre con meno atleti a disposizione significa avere potenzialmente uno spettacolo inferiore, minore, perché posso schierare meno giocatori, la gente paga un biglietto, chi non in Italia ma all'estero, negli stadi sono pieni, per vedere i campioni, per vedere la giocata. Quindi occhio,
Io darei 3 giornate di squalifica come prima cosa, no Valerio? Non una e poi e alla seconda volta te ne do 5, perché se la devi finire proprio. Ci sono le immagini, soprattutto quelle plateali, ci sono i giudici sportivi, perché non lo si fa? Visto che se non te lo insegno io come allenatore, te lo devo insegnare io con non le cattive, perché è semplicemente un giusto procedimento disciplinare. E dico un giusto procedimento disciplinare, perché ricordatevi sempre le regole e i principi che regolano lo sport, che è quello di competere al massimo, massimo lealmente delle proprie capacità. Se io mi butto a terra e non sono stato colpito da nulla, se non dal soffio del vento del dio Pinco Pallo, sto barando, è un piccolo barare, ma è sempre barare. Quindi si dovrebbero, ma ripeto, poi il calcio viene gestito da personaggi che un po' sì, un po' no, poi la vogliamo veramente migliorare, perché tu devi migliorare la qualità del gioco. Allora, un po' la puoi migliorare singolarmente se tu hai personaggi emarginati come Zeman, no? E appunto sono emarginati. Faccio un esempio, io ho perso amichevolmente una scommessa ieri sera, che avevo detto 3-0 il Chelsea, e gli amici e tifosi juventini mi hanno coglionato che andavano a vincere a Londra, ho detto, io ve lo auguro, ma insomma c'è una qualità di calcio, una qualità di un'intensità adesso. E potrei dire sono arrabbiato con questa scommessa, no, sono anche felice perché il 4-0 nasce da un'attitudine che è cominciata con Ranieri e poi è proseguita anche cambiando la filosofia di gioco, le impostazioni, gli uomini, eccetera, di continuare a giocare la palla. Il 3-0 già garantiva potenzialmente, perché devi vincere l'ultima entrambe, il primo posto nel girone, è comunque un successone, hai fatto 3 gol, sei rimasto a reti inviolate, non c'è né una ragione sportiva, ormai hai ottenuto il risultato, i milioni e il coefficiente UEFA legato a questo risultato e anche la differenza reti, ma ti vai a prendere l'ultimo gol di una palla che tu continuamente non la fai uscire dal campo. Cioè, se voi vi rivedete le partite senza l'ansia della partita, vedete come determinate squadre non ce l'hanno come ratio quella che la prima cosa è passare indietro, buttarla in tribuna, mi rifugio letteralmente nel termine nel fallo laterale, mi rifugio nella soluzione più facile. Questa attitudine continua, tu la eserciti, perdi una Champions con un rigore tirato malissimo dal tuo capitano, no? Però continui a esercitare, non l'acquisisci in un giorno, in una partita andata male, ecco perché la sfortuna se Mario Rui la prende meglio o meno bella, sì è vero, la sfortuna, le mani sbagliate di Andanovic, però potremmo anche dire perché tu sull'1-0 non ti sei messo, cavolo sto in vantaggio, io mi metto qui, non passa nessuno, ti faccio il 2-0 e la partita te l'ammazzo. È perché mi può venire il dubbio che tu hai bisogno di andare sotto e ormai l'hai persa la partita a mente libera, e l'hai fatto più volte nel corso di questi anni. Dai, c'è un amico, un tifoso bellino, ha detto Guido, però non è vero, ricorda Napoli-Chievo. Era la disperazione, non era una partita che contava nulla. Io quello lo voglio vedere, una partita che conta, che è il bivio, Gioia del Colle, o sbaglio il bivio. Su quello siamo d'accordo, anche perché è una squadra che nel corso degli anni ha fatto 91 punti. Cioè, quando la partita conta, pesa 7 punti, voglio vedere. Quando nel corso di una partita un'azione pesa 7 punti, voglio vederla. Quando ormai stai perdendo 3-1, le qualità, non stiamo parlando di una squadra scarsissima, stiamo parlando di una squadra che ha delle qualità da quinto posto al terzo posto, quindi comunque ha delle qualità. Però Valerio, quel passaggio dalle quelle posizioni a vincere sono tanti chilometri, non sono pochi centimetri. Cioè, è vero che dal fondo della classifica, dal 20° posto al terzo posto, sono molte più squadre, ma fidati che per raggiungere solo quei 2 posti che ti mancano serve tanto lavoro che fai con pazienza nel corso degli anni. Ed è legato alla domanda che mi avete fatto, che fai anche con questa attitudine a voler giocare a pallone e non rinchiuderti dentro ai mezzucci, perché l'anno scorso
quando noi abbiamo perso col Genova, esimi colleghi se la sono chiamata perché hanno giudicato un genio, quella partita è stata una partita bruttissima dell'anticalcio, dove noi abbiamo giocato come un pugile che continuava a tirare ammazzate e non siamo riusciti a dargli il KO. Bravi a santificare questi allenatori come Cagliari, che sono l'anticalcio, però poi, tranne un europeo, un giorno ne parleremo, vedremo cosa, se ci andremo, cosa faremo ai mondiali, perché ricordatevi, l'Italia non è mai affrontato in quest'Italia di Mancini Uruguay, Colombia, Brasile, Argentina, Germania, ha perso con la Francia l'unica volta che l'ha incontrata, ha perso e pareggiato con la Spagna. Pesiamo le partite che ha vinto l'Italia, cioè ha battuto una sola big, il Belgio, però ha saltato scientificamente Rocky 3, altra metafora, tutto il settore America. E questo strategicamente è molto furbo, perché ti permette di fare bella figura, però ai mondiali il Brasile ci va. E potresti, soprattutto se vai molto avanti, incontrarlo. L'Argentina ci va. L'Uruguay, che è una squadra media, ci va. Va bene Guido, dato che eri in ruota libera non ti potevo interrompere e quindi non possiamo pigliare domande. Ti ringrazio per essere passato. Mi dovete scusare, ma veramente devo andare. È stata la mano di Dio. Mi mancherà ancora di più Diego, perché quando c'era la mano di Dio qualcosa si portava a casa. Buona diretta a tutti, non vi arrabbiate, tanto noi non siamo obbligati a vincere. Piuttosto fuori la maleducazione dal mondo del calcio di tutte le società. Questo è il messaggio di tutte le società. Lo vogliamo costruire un calcio migliore o no? Mi sembra di no. Io sì, Valerio, le amiche belline e gli amici belline, mi sembra molto di sì. Fuori la maleducazione, incominciamo a buttare fuori con mezzi pacifici, ovviamente, no? La maleducazione, perché ha veramente stancato. Grazie Guido Gentile e buon lavoro, fai ottime cose e poi ce la riporteranno, ci riporterai quello che è successo al cinema, perché mi interessa moltissimo sia il film e poi si ricollega a quella cosa che vi avevo detto della sorpresa di Netflix, che ancora non posso parlare perché sempre una sorpresa è. Nel frattempo ringrazio tutto quello che ho recuperato, ho cercato di guardare e di leggere nel frattempo che Guido parlava, l'ho lasciato parlare, non l'ho voluto interrompere perché sapevo che aveva i minuti contati e quindi possiamo recuperare adesso tutte le vostre domande, le vostre cose. Ringrazio Giovanni Cirillo, ringrazio, avevo letto nuovo abbonato Giulio Bizzona, benvenuto amico mio, fammi sapere su Telegram qual è il tuo nome, se mi perdo il messaggio qualcuno dei moderatori si possono scrivere qual è l'username di Telegram di Giulio Bizzona in modo tale che lo recupero e lo aggiungo al gruppo dedicato agli abbonati. Ringrazio per il supporto Vincenzo P. E andiamo a scorrere, mamma mia quanti ce ne sono, messaggi che volano. Riusciamo a recuperare tutto, i saluti, grazie ancora per gli auguri a tutti ragazzi. Io lo so che certi discorsi fanno male a sentire, mi rendo conto, ho letto i vostri messaggi, non credete che io non legga. Attenzione, quindi vale la soffiata della difesa 3 era vera, quante ce ne dovremmo ancora smentire? Chiedo a Guido un 3-5-2 mascherato ibrido, mi spiego, Koulibaly, Rachmani, Manolas, Di Lorenzo a destra, Fabian De Mezziello, Rui a sinistra, Insigne con Mertens. Insigne con Mertens, quindi tu dici Fabio per questo periodo senza Osimhen? Io lo capisco il tuo messaggio, potremmo essere un po' troppo difensivi, nel senso che aggiungi un difensore, restano sempre i due terzini per come li conosciamo. Di Lorenzo sappiamo che spinge, sappiamo che Mario Rui è meglio più avanti che più dietro, questo non c'è dubbio, si può fare. Ho paura che però siamo molto leggeri con Mertens e Insigne davanti e tutto potrebbe funzionare con centrocampisti che si inseriscono di continuo. Quindi se sono a 3 a turno si deve inserire Fabian, si deve inserire Zielinski, si deve inserire
un Elmas, se Demme resta più dietro, si può fare, tutto si può fare. Oggi l'abbiamo visto, questa specie di alberello di Natale che ha fatto il Napoli in questa zona, no? Con il doppio attaccante, con le sorta di 2 trequartisti che erano 2 mezze ali più avanzate. Insomma, tutto si può fare, ragazzi, ma bisogna aumentare proprio la capacità realizzativa. Bisogna fare più gol, bisogna prendere di più la porta, bisogna essere proprio più cattivi sotto porta, e non lo siamo mai stati. Non lo siamo mai stati. Per quanto riguarda il discorso che vi facevo prima per quello che ci dice Guido, voi dovete capire una cosa. È sparito la cosa, ritorniamo. Iscrivetevi al canale, che domani c'è l'approfondimento che state aspettando? Siete completamente pazzi? Voi non lo conoscete come lo conosco io. Io ci ho messo un po' di tempo e ve lo voglio spiegare. Tanto siamo in comunità, quindi posso dirvi tranquillamente le cose e Guido lo sa. Io ci ho messo un po' di tempo a capire Guido. All'inizio anche io avevo la vostra stessa reazione, avevo una reazione di rigetto, non potevo accettare se il Napoli in grande spolvero, 9 vittorie, questo faccio un esempio, oppure è un ricordo di un periodo, perché il Napoli attraversa negli anni dei periodi buoni dove noi ci esaltiamo. Periodo ottimo, il Napoli poi stecca, inciampa, e Guido mi riporta i dati che stava accumulando nel frattempo anche durante le vittorie. E io dico, ma che cazzo, ma è mai possibile che questi dati non me li vieni a dire quando vinciamo? Questo fu il modo in cui noi ci conoscemmo, io e Guido. E avevo questo senso di rigetto e dicevo, non è possibile, il Napoli ce la farà, il Napoli ti smentirà, il Napoli quest'anno vedrai che farà le cose che deve fare. E non è questione di gufare o di portare è ignorante pensare a una cosa del genere. È una difesa, cioè cercare di difendermi. Guido sta cercando di difendermi e di difenderci come tifosi. Quando noi ci esaltiamo troppo a causa di anche una stampa che cerca di vendere un entusiasmo, perché se no non ritorna l'entusiasmo. Ricordiamoci Napoli-Verona cosa aveva creato nei tifosi. Dovevamo ritrovare l'entusiasmo, siamo partiti proprio forte, abbiamo cominciato a vincere tutte le partite, benissimo, ci siamo entusiasmati tutti. Era cambiato il Napoli proprio da così a così? No, abbiamo inserito un bravissimo centrocampista che è Anghissà, abbiamo inserito un allenatore che ha più esperienza. A capo è sempre che i giocatori sono sempre quelli. Le problematiche sono latenti, ogni tanto vengono nascoste da una buona prestazione, da una reazione incredibile, però io quando ho sentito, e me ne dovete dare atto, quando io ho sentito frasi come questo è cambiato, queste sono le partite che il Napoli l'anno scorso non avrebbe mai vinto, e io dicevo aspettate un attimo, perché poi arriva la partita uguale che il Napoli non vince e voi cosa dite? O cominciate a turno, o ve la prendete con lo Zan che non è buono, o ve la prendete con Spalletti, ma allora Spalletti sta sbagliando, eccetera eccetera, o chi se la prende con Insigne, chi se la vuole prendere con Osimhen, chi se la prende con Meret, e abbiamo tutti ragione. Però se abbiamo tutti ragione, tiene ragione pure Guido quando ci mette in guardia analizzando i trend e gli andamenti di una squadra, ci mette in guardia e ci dice se il Napoli fa 32 punti in 13 partite non è una cosa, è una cosa incredibile, non è una cosa dovuta. Gli altri giornalisti vi dicono, e ve l'hanno detto, il Napoli dopo queste partite starà a 4 punti di vantaggio sul Milan. Questo vi hanno detto gli altri giornalisti. Mentre Guido ha detto se il Napoli vince con l'Inter ruggisce, se il Napoli pareggia consolida il Milan, se il Napoli perde fa rientrare l'Inter nel discorso. Riuscite a capire? Sì, io sono convinto che riuscite a capire, riuscite ad andare nel profondo che cosa significa analizzare il calcio in un certo modo, senza né esaltarsi, senza nemmeno fare drammi. Voi adesso non lo volete sentire che il Napoli deve lottare per il quinto posto, non lo voglio sentire nemmeno io.
ma cominciate, dovete essere sinceri, cominciate ad avere una sensazione di paura o no? Dovete essere sinceri, non con me, con voi stessi. Cominciate ad avere una sensazione, nonostante siamo ancora primi in classifica, avete una sensazione che tutto può sfuggire dalle mani? Quella sensazione di invincibilità che avevamo qualche giornata fa. Avete una sensazione che tutto può sfuggire? Ma non perché è un Napoli succedono delle cose. Succede che hai perso Osimhen e per 2-3 mesi non ce l'hai. Succede che Mertens, io lo adoro, lo amo, Mertens il fantasma prenderà 4 oggi in pagella, poi pure si scoccia Mertens e se ne torna in Belgio prima del tempo. Succede che Insigne, c'è il caso del contratto che non viene risolto, Insigne gioca male, Insigne è musone. Succede che Elmas è un oggetto misterioso e Zielinski è un fantasma. Succede che Fabian è fortissimo. Nelle ultime partite comincia un pochino a tirare il fiato. Succede che Di Lorenzo prima o poi qualche partita la deve sbagliare e l'ha sbagliata con l'Inter e non è colpa sua, ma perché non ha il sostituto. Succede che Mario Rui stava overperformando e ve l'ho detto che Mario Rui stava overperformando. Oggi Mario Rui, purtroppo, Moses non l'ha visto proprio, 2-0. Succede che Lobotka, che stava giocando anche benino oggi, ha fatto il rigore al secondo minuto. Succede o no? Questo succede per la seccia oppure succede perché questo è il Napoli? Una squadra zeppa di talento, di cose potenziali fortissime, incredibili, ma succedono gli imprevisti. Io che cosa vi ho detto a inizio anno? Serve un po' di mazzo. Se arriva un po' di mazzo, allora il Napoli indovina l'inizio stagione, l'abbiamo fatto. Magari non si infortuniano tutti i giocatori come è successo l'anno scorso e con un po' più di continuità possiamo inanellarci, abituiamo a giocare in un certo modo, il calcio di Spalletti. Un po' di mazzo. Il mazzo mi pare che non ci sta. Aggiungiamoci il Covid, hai ragione, ho alzato gli occhi, hai ragione. Politano, cose, dai, Demme, cioè ti viene meno Anghissà, pensavi di avere Demme, non ce l'hai. Ti viene meno Politano, Lozano che viaggia, non ce l'hai. Un as, io voglio vedere un as contro Yusai e chi lo sa se recupera un as e chi lo sa se gioca Yusai. Avete capito il discorso che sto facendo? È un discorso un pochino, è abbastanza profondo e so che la mia community è capace di capirlo. È profondo. Non è non c'è nessuno. È profondo, credetemi. Perché l'analisi poi ti porta a grandissime delusioni e poi non ci spieghiamo e diciamo Napoli-Verona. Oppure ti mette in guardia e ti dice guarda che bene, benissimo, però può pure succedere, non dobbiamo pensare Spalletti out, Insigne il male del Napoli e Meret non è buono. È troppo semplice trovare ogni volta un colpevole. Succede. Lo capite che succede? Penso di sì. Andiamo a leggere, ho fatto un pochino il monologo pure io, ma andiamo a leggere i vostri messaggi. Buonasera, a novembre è finito il mazzo che non è mai arrivato prima così e così, qualche partita con merito però l'abbiamo recuperata, anche per il rotto della cuffia, non dimentichiamo, Genoa, insomma, le partite vinte 1-0. Con la sconfitta dell'Inter senza infortuni vari non sarebbe cambiato nulla. Ora cambia tutto, bisogna limitare i danni, lotta Champions, non più lotta scudetto. Ce l'hai, Maximal, questa sensazione? Che poi doveva essere dall'inizio la nostra cosa, dobbiamo arrivare quarti, perché dobbiamo migliorare il quinto posto dell'anno scorso. Questo è il concetto del percorso che può fare così, se ti va bene, può fare così, non deve mai fare così e non può quasi mai fare così. Il percorso.
Il percorso è una biscia, no? Si può migliorare un po', si può peggiorare un po'. Noi dobbiamo migliorare un po', perché il Napoli deve andare in Champions, l'ha detto De Laurentiis, deve andare in Champions, perché non facciamo soldi in nessun altro modo. Dobbiamo andare in Champions. Credo che il Napoli ha tutte le possibilità per farlo. Però deve andare tutto bene come è andato all'inizio. Penso che ci siamo capiti. Vi salutate tra di voi, va bene? Allora, siamo un attimo ottimisti, almeno adesso non romperanno più le palle con la Coppa d'Africa. Osimhen e Anghissà finalmente sono fuori causa. Ma tu dici pure Anghissà? No, io penso che Anghissà recupererà per la Coppa d'Africa. Cioè, recupererà giusto in tempo per partire, se non poco prima. Poi non lo so se l'infortunio è più grave. Osimhen probabilmente la salta sul serio. La salta sul serio. Andiamo a vedere. Pensare che più di una settimana fa avevo comprato i biglietti per Napoli-Lazio, speriamo di non intossicarci, ma in ogni caso forza Napoli, sempre Alessandro, sempre. Sempre, sempre, sempre. Io tifo in modo differente, certe cose non si possono leggere. Polli, poi ognuno è chiaro che ognuno poi tifa in modo suo. Io vi voglio proteggere, come Guido all'epoca voleva proteggere me, io voglio proteggere voi. Evitarvi brutte sciuliate. No, ma questo poi è l'errore, Semolino, non c'è pessimismo, non è assolutamente chiamato pessimismo. A voi piace Paolo Del Genio? Voi ascoltate Paolo Del Genio tutti i giorni come me? O no? Lo ascoltate o no? Lo notate che Paolo Del Genio da inizio anno è realista, non è pessimista, dice le cose come stanno. A Paolo Del Genio lo chiamate pessimista o disfattista? Mi sa di no. Mi sa di no. Sì, l'ho letto, Gennaro, è grave, è brutto grave. Alla fine è una risposta a un tweet di Italian Football TV, una cosa del genere, che aveva postato la foto di Insigne con la maschera di V per Vendetta, il famoso film V per Vendetta, e quindi loro hanno fatto il giochino della maschera, indossate questa, la maschera dei pagliacci. È di una maleducazione incredibile. Poi è bambinesco, cioè pagliacci, proprio i bimbi minchia veramente di YouTube, manco loro. Veramente, veramente evitabile che una squadra, insomma, con una storia faccia queste cose. Veramente è grave. Sinceramente sì, perché vedo un po' di involuzione tecnica, fisica e poi infortuni per completare, però non dobbiamo mollare. Se a gennaio riusciamo a comprare qualcuno, ben venga. E ben venga, Giorgio, bisognerebbe proprio farlo. Però io ve lo dico, se non esce qualcuno, a gennaio non entra nessuno. Ve lo dico prima. Se poi il Napoli ha intenzione di smentirmi, ben venga, come dici tu, ben ci venga, assolutamente. Allora, ecco a cosa serve avere i piedi per terra sempre, esattamente. Queste cose qui le possiamo capire, esattamente. Allora, la verità fa male, lo so, lo diceva anche Gennaro Dauria. Milan, Inter, Juve, Atalanta, adesso togliere anche il posto a una di queste quattro è difficile. Si può fare, no? Però ci ricordiamo i famose bocce ferme, no? Prima che il Napoli cominciasse a dover performare, a giocare bene e a vincere. Abbiamo detto che la Juve comunque è una grande rosa e poi ci siamo resi conto che hanno ancora dei limiti, eccetera, eccetera. L'Inter viene da vincitrice e la rosa è forte. Il Milan, pochi lo vedevano così forte, qualcuno lo vedeva forte, ma vabbè. L'Atalanta io la ritengo come rosa, come il Napoli, se non più forte in alcuni punti, non in tutti i punti, ma stiamo lì. E poi le due romane sono le incognite, perché cambiano allenatore, cambiano filosofia ed è complicato immaginarsi il percorso. Però vedi, se vai a fare i confronti con l'anno scorso, più o meno stiamo là. Di conseguenza serve un po' di mazzo. È facile. È proprio facile. Non perdiamo la testa, è il momento no, non siamo il Real Madrid, riscattiamoci con la Lazio. Non siamo il Real Madrid, ma lo stesso Real Madrid prova i momenti no. Magari quest'anno non è il Real Madrid, sarebbe meglio prendere ad esempio il Barcellona. Ma come il Manchester United,
Sono squadre che hanno una storia incredibile, anche loro entrano nei momenti no, assolutamente. L'esonero di Solskjaer, tengono a Ronaldo, tengono a quei giocatori, eppure capitano nei momenti no. Per questo a me non viene mai di fare il drammone. Sto incazzato, è ovvio, vedete le reaction, sto male, mi intossico il compleanno, mi sento malissimo, voglio delle soluzioni e non le trovo, divento ipercritico su tutti i giocatori, su tutta la società, con l'allenatore, cerco nella scazzetta dove... E fa parte... Poi, come dice Polli, ognuno ha il suo modo di tifare. Qualcuno dice, siamo fortissimi, forza Napoli sempre, non voglio sapere niente. Ed è un modo di tifare. Altri dicono siamo scarsi, si retrocede, non possiamo manco arrivare quinti. È un altro modo di tifare. Io sto sempre nel mezzo, non perché voglio essere democristiano, ma perché così vedo la vita. Non riesco a dire è fatta, siamo primi in classifica, adesso allunghiamo sul Milan e galoppiamo primi in classifica senza problemi. Non ci riesco. Un po' la scaramanzia, un po' perché conosco i miei polli. Né riesco a vedere, capito? Il Napoli mo arriva settima, è l'ultima delle 7 sorelle che non sono mai esistite. Non riesco nemmeno a vederla così. Io credo che abbiamo accumulato un bel vantaggio che per dilapidarlo serve un crollo verticale che io non riesco a ipotizzare, perché a un certo punto un po' di amor proprio un allenatore come Spalletti lo fa uscire da questi ragazzi. Non credo che se ci allontaniamo dalla vetta, che poi memoria storica, allontanarsi dalla vetta è quello che fa crollare il Napoli di solito. Vediamo se quest'anno Spalletti è bravo a convincere questi giocatori che entrare in Champions gli fa mercato. Ascoltatemi bene, aprite le orecchie, aprite di nuovo le orecchie, siete pronti? Benissimo. Che cosa ha detto Spalletti? Ha detto nessuno ha offerto €1 per nessuno. Se questi giocatori vogliono farlo per la maglia, sta bene, bravi. Se questi giocatori vogliono farlo per loro stessi, sta bene, bravi lo stesso, non me ne frega. Lozano se ne vuole andare, benissimo, ti devi pigliare la palla, devi scartarne 2 e devi tirare nel set, imprendibile. Là ti arriva l'offerta del Real Madrid. Se invece tu un pochino sì, un pochino no, e il cross raso terra ribattuto, un po' faccia e il Napoli non arriva in Champions, l'offerta Lozano non ti arriva. Vuoi lottare per te stesso? Va benissimo. Vuoi lottare per la squadra? Va benissimo. Alla fine il connubio giocatori-allenatore, Napoli-giocatori deve portare i risultati a casa. Il risultato a casa deve essere entrare in Champions. Se entriamo in Champions, le squadre europee guardano al campionato italiano e dicono primo è arrivato l'Inter. Vediamo se c'hanno i debiti, ci compriamo qualche giocatore dall'Inter. Secondo è arrivata la Juve. Sono arrivati i secondi, però hanno recuperato. Vabbè, vediamo se c'è qualche giocatore interessante, anche loro pieni di debiti. Terzo che è arrivato il Milan. Il Milan sta rientrando nella cosa, una squadra giovane, vediamo se c'è qualcuno. Quarto che è arrivato. Se il Napoli è arrivato quarto, allora vediamo, può essere che hanno dei giocatori che reggono il campionato italiano, qualcuno qua in mezzo ci sarà di buono. Se invece quarti ci arriva l'Atalanta, ci arriva la Roma, ci arriva la Lazio e il Napoli esce fuori, loro guardano in casa dell'Atalanta, della Roma e della Lazio. Quindi questo è un messaggio che Spalletti è già fatto passare ai giocatori, che se ci allontanassimo dalla vetta e non si lotta più per lo scudetto, si lottasse per la Champions League, con le unghie e con i denti si lottasse per la Champions League, senza considerarla una diminuzione. E la colpa poi non è solo dei giocatori, ma anche di certa stampa che dice, ci ha insegnato, il secondo posto è il primo dei perdenti. Il secondo posto è il primo dei perdenti. Che delusione, che amarezza. Ma quando mai? Il secondo posto adesso noi lo accoglieremo a braccia aperte. Faremo i festini a Piazza Dante. I caroselli per un secondo posto, con un Milan davanti, con un Inter davanti, con una Juve davanti. Faremo i festini. E invece no, ci hanno insegnato che il secondo posto è il primo dei perdenti. Ciao Claudia, dobbiamo sperare di trovare soluzioni tattiche alternative. Per capire dove andiamo a parare dovremo aggiornarci tra un mese e capire dove saremo. Sono d'accordo, perché poi io vi ho fatto vedere una cosa, mentre tutti parlavano, facevano le tabelle, io una cosa feci questo, dove vi facevo vedere il periodo terribile
terribilissimo, perché mo abbiamo fatto questa partita qua, mercoledì 24, già il 28 dobbiamo affrontare la Lazio, dal 28 all'1 passano pochissimi giorni, già c'è il Sassuolo fuori casa, dall'1 al 4 passano pochissimi giorni, c'è l'Atalanta, dal 4 al 9 pochi giorni c'è il Leicester che diventa fondamentale. Dopodiché, Claudio, ti tolgo un attimo, dopo pochissimi giorni c'è Napoli-Empoli e solo lì si potrà un attimo tirare il fiato, dopodiché ci sarà Milan-Napoli che stabilisce la differenza che c'è tra il Milan e il Napoli. Io non la prevedo, non la voglio dire, non voglio fare né Cassandra né l'entusiasmo né l'ottimismo. Lì si vede se il Napoli effettivamente ha fatto un salto di qualità mentale, come tutti abbiamo detto, me compreso, a inizio stagione, oppure se ci troviamo di fronte ai fragili mentalmente di nuovo e non c'è niente da fare, questi siamo, e finché non si fa una rifondazione, una rivoluzione generale complessiva, questi siamo. Iscrivetevi al canale. Vabbè. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Sì, ma io non credo al campionato, se vogliamo. Io non credo che con tutte le squadre che ci sono davanti che Juve e Atalanta rientrano per lo scudetto. Non credo. Può essere, perché hanno le capacità di fare, ma non credo. Io credo che il campionato resta roba delle due milanesi. Noi stiamo là, dovrei dire anche del Napoli così. Vedo un trend però che mi lascia un po' di preoccupazione. Questo è. Tu tifi per il Camerun, Salvatore, se tifi per il Camerun, chissà, tornerà il più tardi possibile. Oggi troppo lenti e senza voglia, ci siamo ripresi alla fine della partita un po' come contro l'Inter. Secondo me Spalletti doveva fare i cambi prima. Di 4, quali cambi? Ma Spalletti ha fatto un cambio. Ha messo Ramani al posto di Bobotta e ha spostato Mario Rui a centrocampo. Quali cambi? Ne ha fatti solo campi. D'altra parte non c'erano cambi da fare. Forse tu dici doveva fare più cambi prima. Non ce n'erano, c'era solamente Fabian e Spalletti ci ha detto in conferenza che Fabian non stava benissimo e non voleva rischiarlo di romperlo prima della Lazio. Recuperato Dem è un'ottima notizia, Carlo, non è poco, è ottima. Con grande sincerità da inizio stagione io guardo solo i punti di vantaggio sulla quinta. Ora occorre giocare semplice e non fare troppi esperimenti a mio giudizio. E questo è un altro modo di tifare che tutti dobbiamo rispettare. No, figurati Gilles, lo so bene, fate voi, io vi adoro, siete la comunità che bellini tra di voi, dovete fare, va benissimo, non ti preoccupare, ma che scherzi, proteggiamoci, bravo Mario. Non parliamo di quell'amico di Osimhen che ha scritto su Twitter che il Napoli e il suo presidente hanno gonfiato la situazione apposta per non farlo partecipare. Ah, Enzo, allora questo è un discorso che dobbiamo riprendere, nel senso che ha girato, l'abbiamo visto tutto, l'abbiamo sentito tutti, quel vocale presunto del medico che dice, poi insulta anche De Laurentiis e dice mi hanno detto di gonfiare, eccetera eccetera. Non lo so, pare che ci siano aperte delle indagini, quindi io non dico niente al riguardo, non posso né dirvi è falso sicuramente oppure è sicuramente vero. Ci sono delle indagini della polizia che appureranno che cosa è successo. Certo è che, come vedi, quando escono queste cose comunque non è bene, perché ognuno poi ci azzuppa il panuccio come ce lo deve azzuppare. E volevo ringraziare l'amico Internos nella scazzetta. Quanti messaggi che mi sono saltati, mamma mia, scusatemi, abbiate pazienza, sto indietrissimo. Buon compleanno a me, scusatemi tantissimo. Allora, Internos, mamma mia, grazie. Io davo poche colpe a Gattuso, quindi oggi ho solo il terrore degli infortuni che replichino le fragilità passate. Forse la verità è che ho sopravvalutato troppo la profondità della rosa. Non tu, Enzo, non è che tu l'hai sopravvalutata, l'ho sopravvalutata io, l'ha sopravvalutata il giornalista X, l'ha sopravvalutata De Laurentiis, forse l'ha sopravvalutata anche Spalletti, la profondità della rosa, perché se poi andiamo a vedere i numeri e vediamo quanto vengono utilizzati i giocatori quando sono a disposizione, perché è chiaro che non possiamo dire potevi far giocare Dem, no, perché Dem è positivo, non era a disposizione, però quando è stato a disposizione Malqui ha giocato sempre Di Lorenzo, benissimo, vuol dire che la rosa non è così profonda. Immediatamente dobbiamo ragionare e dire la rosa non è così profonda in fondo,
perché nel Milan se non gioca Calabria gioca Kalulu, se non gioca Kalulu gioca Ballo Touré, se non gioca Ballo Touré gioca Hernandez, se non gioca Hernandez gioca Gabbia, se non gioca quell'altro si alternano in continuazione. Non sono forti, non credo che Kalulu sia molto più forte di Lorenzo, non credo che Gabbia sia molto Ballo Touré sia più forte di Mario Rui, siamo là, però si alternano in continuazione, vuol dire che come media ci siamo, più o meno ci siamo, è chiaro, ma Hernandez è il top e poi ci sono quelli là che si alternano così. Vuoi dare la colpa a Spalletti che non fa giocare Malquit? È una scelta, puoi dare la colpa a Spalletti, devi farlo giocare per forza. Un pochino così faceva Ancelotti. Abbiamo pagato? Sì, abbiamo anche pagato. Si paga anche facendo giocare sempre gli stessi? Sì. Si fa. Esiste una soluzione sicura? No. Non c'è una soluzione sicura. Farli giocare sempre finché non si infortuniano. Ti può andare bene, li alterni così non si infortuniano e quindi li alterni, capita la giornata in cui giocano male, quindi così. Non esiste una formula, ognuno può dare la colpa a chiunque, ma la profondità della rosa va valutata nel profondo. Se certi giocatori non giocano, e non è nemmeno una scelta contestabile, perché se Gulam te ne mezza coscia non può giocare a pallone a questi livelli, a questi ritmi, per lottare per il vertice. Non è colpa di nessuno, ma la rosa non è profonda, quindi non è colpa tua, è colpa di chi l'ha dichiarata profonda tra gli addetti ai lavori, che dovrebbero ragionare un attimo, e chi gli va appresso. Siamo disillusi, se vincessimo lo scudetto non ci crederemo, probabilmente sì, l'incredulità è chiaro, non c'è dubbio. Immaginatevi Fabian in mezzo al campo con questo freddo, sto capendo. Tra l'altro ho visto che Fabian ha postato, poverino, ha postato pure la storia con Maradona dietro come sfondo. Vabbè, come ho detto un pochino come Maradona contro lo Spartak all'epoca si parte dalla panchina. Queste sono le cose in comune, oltre ad essere mancini tutti e due. Al posto di Mertens poteva far giocare a Edo, eppure sarebbe stata probabilmente un'opportunità. Fosse entrato Ambrosini, 2-4 per il Napoli. Altra cosa su cui si può ragionare, dici c'hai i giovani, mettili in campo, a quello che ne viene. Non lo so se sono pronti, se sono in grado. Alle volte ti viene bene, pensa a quel Felix che è entrato con la Roma, è stato decisivo, grande impatto. Alle volte ti viene male. Insigne aveva il talento adatto per giocare già da giovanissimo e ce lo siamo ritrovati in crescita mano a mano. Altri invece si perdono per strada, non hai la fiducia oppure non la meritano, non lo possiamo mai sapere. C'è sta la scuola media. Esattamente. Polli che ringrazia e io ringrazio Polli. Buonasera, non sono informato, ma è vero che si vocifera di qualche altro infortunato dopo stasera? No, perché se così, com'è possibile che ogni anno a novembre, il 2 novembre, c'è l'usanza che sembriamo il Cardarelli? Non lo so, Roberto, aspetto notizie anche da voi, perché voi siete la mia community, siete a volte più informati di me, perché io devo organizzarmi, devo fare la reaction, le live, eccetera eccetera. Lo sapete più di me, un po' è la sfortuna, un po' sono i troppi impegni, un po' capita e un po' è colpa di Gattuso, dobbiamo dire la verità. Prima volevi vincerle tutte, ora puoi perderle anche con le piccole, quindi bisogna lottare ancora di più in ogni partita, tocca a Spalletti spronarli. Per farsi due risate, io da tifoso del Napoli oggi mi sono fatto male. Come, che ti hai fatto, Marietto? Maronami, che ti sei fatto? Indagini? Le indagini sì, forse ti riferisci ancora al fatto di prima, il vocale di questo dottore che ha girato. 238, se ti riferisci ai like, grazie per l'aggiornamento, bravi, possiamo arrivare a 250. Grazie per gli auguri, Raffaele. Secondo te Gulam o Malquit possono almeno entrare? Certo che possono almeno entrare. Forse Malquit sicuramente più integro di Gulam. Io credo che Gulam ancora non sia pronto, altrimenti giocherebbe. Non credo che con un Gulam in forma Spalletti non lo metterebbe. Credo che lo metterebbe. Possono entrare, non so se sono giocatori che ti cambiano la partita, perché se devono entrare per cambiarti una partita in corso è meglio lasciare quelli che già ci sono in campo.
Questo è la mia sensazione. Se invece è una partita che già è in ghiaccio, che già hai vinto, devono entrare e devono far rifiatare gli altri. Deve abituarsi ad attaccare diversamente da quanto fanno finora, e questo richiederà tempo, nonostante sia stato provato in allenamento, senza dubbio. Trovare nuove soluzioni, senza dubbio. Oggi si è provato, si è provato a cercare qualcosa di diverso con la difesa a 3, con queste due mezze ali molto spinte insieme alle due punte. Si è provato, ma complicato, anche, c'è stata anche un po' di confusione. Pino Stracandido! La maledizione di San Siro, come lo scorso anno usciamo sconfitti e distrutti. Infatti sconfitta, il Napoli che arrembava e non riusciva a recuperarla, e gli infortuni. Speriamo adesso di non dover rispolverare i fragili mentalmente. Un abbraccio Pino. Ghulam e Malqui portano le borse ai medici. No, io vi ricordate, no? Fragili mentalmente. Ghulam vi fa le giveaway su Instagram, Malqui fa le storie su Instagram. Questo poi è la sua mansione speciale. Vabbè. Gennaro, assurdo, ma qui non entra manco quando sta bene, meno male. E qua, vedi, qua noi dobbiamo chiederci. Non entra perché proprio non ce la fa. Quando entra ci ha convinto, non ci ha convinto. Quello è. Valerio, ma non si tratta di sopravvalutare la rosa. Ora non è che per 2 sconfitte siamo scarsi. Mancano Osimhen, Anghissà, Demme, Insigne, Gulam, Unas, Politano, punto. La rosa del Napoli è forte. Non c'è dubbio, amico mio, non c'è dubbio che con questi giocatori fai un'altra gara, non c'è alcun dubbio. Però da questo già devi togliere Gulam da mezzo, perché il Napoli non ha mai potuto puntare su Gulam. Non dobbiamo considerare il Napoli manca Gulam. Il Napoli non ce l'ha Gulam. Quindi Gulam non lo considerare. Che mancano Osimhen, Anghissà e Dem, sicuramente sì. Insigne sicuramente sì, anche se stava giocando così e così. Sicuramente una scommessa che stavi anche vincendo, quindi te lo ritrovi. Politano sicuramente è un giocatore che rientra negli 11-12 titolari. Non c'è dubbio. Ma questi sono i titolari, amico mio. Non è la rosa. Perché la rosa te la ritrovi in campo stasera. Una volta ti va bene perché ci è andato benissimo con il Legia, c'erano tutte riserve, siamo stati bravi, abbiamo giocato bene, tutto è entrato al posto giusto, e una volta ti va male. Dramma? No, la realtà dei fatti. Questo è. Io a volte l'ho sopravvalutata, ma non sempre, perché ci sono certi elementi che ti abbassano la qualità. Questa rosa è arrivata a un punto dalla Champions, possiamo farcela, ma serve il gioco. Al momento latita, anche su questo possiamo parlare. Il gioco, possiamo sicuramente parlare. Ultima ora, Napoli presi Ciortax, Matzester e Kulash. Grande Fabio. 3 parate miracolo tra Inter e Spartak ci hanno condannato. Consideriamolo, e senza Osimhen. Sì, Donato, sì, va bene. Se poi noi prendiamo il tacchino delle cose così, con l'Inter sinceramente non me la sento, perché meritavano loro. Sono stati, come ci sono state, c'è stata la parata di Andanovic su Mario Rui, e poi c'è stato il gol sbagliato da Mertens. È una cosa, a noi ci sono state 2 o 3 parate di Ospina e tiri fuori di Perisic, di Lautaro, di quella, quindi anche loro possono recriminare su questo. Oggi devo dirvi la verità, vedete i colori, questi colorati che si vede sono le occasioni del Napoli, e sono molto di più delle occasioni dello Spartak, ma perché lo Spartak una volta che va in gol trova anche il secondo gol, è normale che non attacca più. Non c'è dubbio che il secondo tempo è stato un monologo. Le possiamo come si dice, riassumere e ricordare: il rigore loro, gol, colpo di testa fuori alto, ricordiamocelo, Koulibaly non ci arriva, altro errore luccio di Mario Rui, la parata di Meret. Io poi non tengo i nomi perché i nomi loro non li conosco, quindi loro cominciano proprio bene, ci potevano fare già 3 gol, già 3 occasioni. Poi c'è un cross di Lozano, non ci arriva né Mertens né Petagna. Il tiro di Elmas, la doppia occasione di Elmas sul passaggio di Mario Rui, bella azione, parata del portiere. Testa fuori da corner loro, quindi anche loro hanno cacciato di nuovo la testa fuori il sacco. Il tiro di Zielinski parato sul cross di Lozano, il gol di testa su assist di Moses loro, e poi Lozano di testa alto sul cross di Rui. Ok, questo è stato il primo tempo. Si può parlare di primo tempo equilibrato. Finisce 2-0, ma si può parlare di primo tempo equilibrato. Nel frattempo io
ringrazio Valentino Siano, perché lo so che stanno volando tutti i messaggi, lo so benissimo, ma oggi c'ho la parlantina anche io, non è solo Guido che parla troppo, anche io parlo assai. Grazie Valentino. Si può parlare di primo tempo equilibrato, senza nessun problema. Il Napoli poteva fare di più. Se esce equilibrato con lo Spartak vuol dire che il Napoli doveva fare di più. Il campo pesante, la neve, tutto giusto, tutto vero. Secondo tempo, monologo del Napoli. La punizione di Mario Rui, così e così, facile la parata. Il colpo di testa di K2 parato, cross di Lozano un'altra volta. Il tiro di Mertens parato, miracolo del portiere sul tiro di Mertens, cross di Di Lorenzo. Il tiro di Lozano che ha provato dalla sinistra, che è finito alto, non ha preso la porta. Il gol di Elmas, il cross è di Petagna, sottolineiamo. Testa loro alto, perché poi loro hanno due occasioni anche su corner, loro un colpo di testa alto, i rumori. Zielinski alto, altissimo, purtroppo ancora un cross di Di Lorenzo che comunque ha spinto molto, impatta e va fuori. Ecco perché quando poi dicono nel primo tempo, io stesso dico Zielinski perché non hai tirato subito? Per questo, perché Zielinski è un grandissimo giocatore, ha due piedi incredibili, però quante volte la tira in curva? Assai volte. Poi altre volte la indovina e noi ci esaltiamo, wow, che grande gol Zielinski, ma assai volte la tira in curva. Dobbiamo essere onesti, questo è. Se l'avesse tirata è tutto in porta, Zielinski stava nel Bayern di Monaco, capite? Il colpo di testa quindi abbiamo detto, il tiro a giro di quello là loro, errore mi pare di Lozano che perde palla, contrasto, il tiro a giro loro che ho detto è gol, quindi altra occasione ancora per loro clamorosa. Poi c'è il tiro di sinistro di Di Lorenzo che arriva in corsa, purtroppo non prende il giro giusto, di sinistro non me l'aspetto nemmeno da Di Lorenzo, e ancora un colpo di testa di Elmas su assist di Lozano. Quindi Lozano, che partita di merda, e sinceramente di assist ne ha sfornati, che poi non sono andati a buon fine, ma il passaggio a Zielinski l'ha fatto, il passaggio a Koulibaly l'ha fatto e il passaggio ad Elmas l'ha fatto. Mertens ha avuto quel tiro parato con il colpo di Reni così, poca roba, poteva fare di più sicuramente. Elmas ha fatto gol ed era pericoloso, Petagna ha fatto l'assist, quelle altre, insomma abbiamo avuto le nostre chance, non segniamo. In Europa è più complicato. Questo è. Recuperiamo tutti i messaggi. Mertens segna sempre contro la Lazio. Speriamo che sia così anche questa volta. Forza Ciruzzo, ti amo. E speriamo che sia il Ciro giusto. Angela. Speriamo bene. Cross di Petagna e gol di Elmas, due panchinari. Direi che i problemi sono venuti da KK Zielinski Lozano. Vabbè, su Lozano e Zielinski ti ho spiegato così. Su KK fai bene a dirlo, perché io senza problemi partitaccia di K2, non ha azzeccato un passaggio. Napoli si meritava il pareggio di nuovo. Stefania, agli atti viste le cose fatte nel secondo tempo, non ti posso dare torto. È chiaro che il Napoli meritava il pareggio, però l'atteggiamento visto nel primo tempo è molto grave. Sì, ti ringrazio. Buonasera Vale, anche quando il Napoli perde trasmetti tanta allegria e grinta, sei l'unico youtuber napoletano che seguo con passione e stima. Un bacio, sempre forza Napoli. Grazie mille Vincenzo, sono parole che mi rallegrano, come io rallegro te, tu rallegri me con le tue parole. È un compleanno un po' amaro, ma io ho voi e quindi veramente non saprei come fare. Con le squadre fisiche facciamo fatica, è una grande verità, Valentino, è una grande verità. Grazie Salvatore. Valutando le ultime 4 partite tra campionato ed Europa League, 10 tiri subiti, 8 gol presi, 19 tiri effettuati, 7 gol fatte. Gentile dentro Valerio Fluido. Sì, più o meno è quello un po' che abbiamo detto, Fabio, è proprio così. Il problema non è l'attacco, perché se la partita si mette in un determinato modo i gol arrivano e anche la statistica aumenta, la tenuta difensiva è saltata, o meglio l'equilibrio difensivo.
Oggi Koulibaly sulla destra mi è sembrato spaesatissimo, veramente spaesatissimo. Con le squadre che giocano a 5 a centrocampo e soffriamo anche questo, il fatto dei quinti, soffriamo sempre, è vero. Io vorrei tanto che mi spentisca, ma Ospina mi ispira più sicurezza di Meret. Xavier, come lo vogliamo dire, io non posso darti torto, non me la sento di darti torto. C'è stato quel momento in cui tra Juan Jesus e Meret nessuno che parlava, ci incischiano ed sarebbe stato un calcio d'angolo regalato, per fortuna era fuori gioco. Non dà sicurezza, ma non possiamo dire il contrario, sarebbe disonesto dire il contrario. E con quella speranza, perché il tuo messaggio è un messaggio d'amore, non è una critica a Meret, è un messaggio d'amore nei confronti del Napoli. Io vorrei tanto che mi smentisca, lo sento il tuo amore nei confronti della squadra. Non sei come quelli là, Insigne o Cess, contenti che Insigne non gioca, e poi vedi che quando Insigne manca, comunque manca. O Cess è buono, come vi piace a voi. Si vede che non è un attacco personale nei confronti di Meret, ma per carità, ma è proprio una cosa di amore. È proprio così. Grazie Carlo. Ti prego, Amazon la serie la puoi fare anche con noi? Voglio sapere cosa si dice. Ah, ho capito cosa intendi, come reagiscono. Hanno fatto vedere uno spezzone post sconfitta di Bonucci e Pirlo furiosi con la squadra. Carlo, amico mio, io te l'ho detto l'anno scorso c'eri già, credo, non lo so. Quando poi si fa la serie Amazon e tutto poi diventa epico. Poteva mai funzionare una serie Amazon che finisce male? Cioè finisce male con la Juve che non va in Champions? Non poteva mai. E quello o vogliamo pensare o vogliamo pensare che tengono un mazzo scassato, hanno firmato un patto col diavolo, non lo so. Ma finirà quella serie ancora in maniera più epica, perché comunque hanno vinto la Supercoppa contro di noi e comunque sono andati in Champions alla fine contro di noi. Pirlo, l'esordiente, il campione del mondo, i problemi, l'inesperienza, così alla fine la stagione difficile la salvano, la portano in porto. Ed è epico, e sarà epico, e me la guarderò, perché poi voglio capire delle cose, io guardo tutto. Niente, speriamo, per ora Amazon noi ce l'abbiamo scritto qua e non serve a niente. Speriamo che invece magari qualcuno abbia voglia di fare una stagione anche con noi, perché magari con le telecamere all'interno i giocatori si sentono anche più spronati. Che ne sai? Assai volte ho detto. Mamma mia, che vergogna. Che vogliamo fare noi col gioco? Ci sono quelli là che giocano benissimo. Che cos'è questo guano, Fernando? Che cos'è il guano? Non è una parola che non conosco. Penso che questo Napoli quest'anno abbia la rosa scritta. Oggi lo abbiamo appurato. Senza i famosi titolari, i sostituti non riescono a compensare la mancanza di titolari. Ci servono più opzioni, Kevin. È proprio così. Giulio Bizzona, grazie mille. Koulibaly falso 9. Ci ritorniamo su questa cosa. Avevo letto anche Luigi Della Vecchia, che ringrazio sempre, amico mio. Oggi ad un certo punto ho visto Mario Rui che si è svegliato all'improvviso e ha detto: era oggi la partita. Allora, grazie per gli auguri prima di tutto. È un po' anche il capello, no? Tiene questo panettoncino un po' scapigliato che sembra camose e scetate. Non aiuta neanche quello. Grazie mille. Grazie a tutti per gli auguri, ragazzi. Claxon per gli auguri, lo so. Ne arrivano altri. Lasciate un like. Com'era bella? Come sarebbe più bella? La maglia concept. Ma non mi piace a me, non mi piace col colletto, non mi piace coi bottoncini, non fate caso, nemmeno le righe, proprio il colore, la semplicità. Com'è bella la semplicità. Che bella cosa la solidarietà, la solitudine. Grazie a tutti. Stefano, il rigore per il Napoli c'era, il replay non è stato possibile.
Non c'è stato del possibile tocco mano. Grazie Stefano per ricordarmelo, perché io sto ancora aspettando. Poteva tranquillamente esserci, non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai, perché non è stato mai mandato il replay, vista la partita in diretta. Poi ci sono gli highlights, e quindi negli highlights loro lo potrebbero nascondere, ma lo dovete mandare almeno una volta, in modo tale che Gerardo Marino, io, i pazzi che se la rivedono possono fare almeno un fermo in niente, non hanno mandato nulla. Nulla. Vicario al posto di Meret. Non lo so. Proiettiamoci per la Lazio. Domenica Demme Fabian, credo proprio di sì, Massimo. Credo proprio di sì. E ti dico la verità, non so se confermare un Elmas magari che sta in forma al posto di Zielinski, non lo so, ma ne parleremo ampiamente. Quindi Usai lo ha pagato Amazon, speriamo che il calcio non sia veramente come il wrestling. Pietro hashtag Pietro, tu vuoi che io ti dica, ti guardi negli occhi, perché ti sto guardando negli occhi adesso, proprio eye contact, Pietro, vuoi che ti dica è impossibile, non succedono queste cose, non, se no che ne parliamo a fare, chiudiamo tutto, questo dicono i giornalisti, chiudiamo tutto, di che parliamo? Pietro, vuoi che io ti dica non è vero, non te lo posso dire. Non te lo posso, ti posso dare la certezza. Sicuro, Napoli, sicuro è stato Amazon che ha pagato gli usai. No, non ti posso dire neanche qui. Ti posso dire De Laurentiis ha stappato la bottiglia, è stato lui che per l'accordo con Amazon si è messo d'accordo. Fate la serie viene più epica, quella della Juventus. Poi dopo voi mettete la cosa sullo sponsor, sulla maglia, qualche accordo economico, lo store del Napoli, .uk però, .de, no .com, e quindi De Laurentiis ha fatto, non te lo posso dire questo, non c'ero, lo posso escludere? No. Lo possiamo escludere e dire non ci crede, è impossibile che queste cose sono fantasie? No. Non lo posso escludere. Non lo posso escludere. Sarebbe il primo scandalo nel calcio? No. Calcio scommesse, no. Le partite vendute, truccate. Lo possiamo escludere? No. Lo possiamo dire con certezza? Nemmeno. Hashtag P, esatto. No, ma lo so che è una battuta, ma siamo alle solite. Quando quelli ti dicono allora chiudiamo tutto, meglio che bevo, ma... No, sto bene, mamma, sto bene. Spalletti a centrocampo. Noi facciamo una chiave che Camaro lui quando fa le cazzate, ma vogliamo dire che ha fatto un numero alla Cristiano Ronaldo sul primo gol? Sicuramente, mi è uscita nella reaction, Massimo. Mi è uscito, però ogni tanto quello e ogni tanto quello, perché altrimenti non sarebbe Mario Rui, ma sarebbe Cancelo. Tranquillamente. Mike's Fishing Adventures, saluti da Brooklyn, amico mio, how are you? If I'm not mistaken, if I remember correctly, you are in Bensonhurst, right? You're in Bensonhurst. If I remember, un abbraccione. Auguri anche alla mamma, sicuramente, che tra l'altro dovevo chiamare perché ha detto boh, aspettiamo la fine della partita, la chiamo dopo. Hackerate. Sì, Politano mi risulta ancora positivo, abbiamo recuperato Dem, vediamo un pochino. Cacca del pipistrello che con Cima anche molto bene, benissimo.
C'è pure Mike. Ha segnato il Liverpool. Se il Milan dovesse segnare, va avanti in Champions come secondo. Mamma mia. Mario Rui, basso a centrocampo, is the new Xavi, the new Pirlo. E potrebbe essere una soluzione, lo sai. Cioè, perché il piedino, però Mieza non lo so. Con un Napoli, allora, Fabietto, se vogliamo poi parlarne seriamente, con un Napoli che non deve difendere nulla perché sta attaccando, deve recuperare la partita e l'avversario rinunciatario. Mario Rui a centrocampo lo puoi mettere, perché poi c'è il piedino in posta, ha girato pure bene il pallone. Se poi bisogna fare lotta a centrocampo contro un Inter, contro un Milan, contro Mario Rui a centrocampo si squaglia, quindi non credo. Però a questo punto, visto che ci siamo, sì, dobbiamo organizzarci per un caffè, lo faremo, Mike, sicuramente. Tu seguimi su Instagram @ValerioFluido e ci organizziamo. Nel frattempo non posso muovermi, ma non c'ho niente, però non posso proprio tecnicamente muovermi perché devo stare ancora un po' quarantenato. 4-0 dell'Ipsia. 1-1 Manchester City Paris Saint-Germain. Fammi vedere chi ha segnato per Sfizio. Sterling risponde a Mbappé. 0-0 Atletico Milan. Il Liverpool ha segnato Thiago. Interessante. Lo Sporting batte Borussia Dortmund. E 3-0 per il Real Madrid di Davide Ancelotti con Alaba, Toni Kroos e Karim Benzema, che vi ricordo che è vecchio. Caro, possiamo parlare dei veri valori che stanno uscendo. Le 3x8 sono state solo partite fortunate, non pensi sia così? I giocatori molto sopravvalutati da addetti ai lecchini per illudere la fede. Allora Andy, questo discorso io quello che ti ho fatto, non lo so se c'eri prima, è proprio esattamente quello che ho fatto prima. Dobbiamo trovare una via di mezzo. Solo partite fortunate non me la sento. Non me la sento perché conosco le potenzialità di questa squadra. Non può essere tutta fortuna perché è un andazzo, è un, come si dice, il famoso percorso, no? Il Napoli l'anno scorso comincia bene, poi nel girone di andata perde dei punti per strada, il girone di ritorno fa 43 punti, 43 punti sono un sacco di punti. Vuol dire che la squadra c'era, vuol dire che con i giocatori la squadra c'è, eccetera, eccetera. Quindi non può essere tutta fortuna. È una buona squadra con un buon allenatore, un allenatore anche più esperto di quello che se n'è andato, benissimo, tutto funziona e va benissimo così. Cominci a perdere qualche pezzo per strada, trovi magari un avversario più forte, a volte trovi la partita storta, sfortunata, si ingrippa un pochino l'ingranaggio e subentrano anche i fattori psicologici, perché una squadra forte che è in fiducia è fortissima. Una squadra forte che comincia ad avere dei dubbi sulla sua propria forza può diventare media. La squadra media può pareggiare, può perdere, può vincere a seconda dell'avversario e della giornata. Dato che il Napoli è una squadra forte, che però in questo momento sta affrontando un periodo un po' di perdita di consapevolezza, che è proprio quello di cui Spalletti ci ha parlato dall'inizio della stagione, la consapevolezza. Per questo le cose vanno bene, vanno sempre meglio, vincere aiuta a vincere. Voi volete uscire dall'Europa League? Noi dobbiamo arrivare primi in Europa League se vogliamo andare bene in campionato, perché se poi questa sconfitta in Europa League ci porta a essere timorosi in campionato, come si fa? Capite? Poi perdere aiuta a perdere e io vado in difficoltà. Buonasera. Non ti preoccupare, Giacomo, sei sempre benvenuto a qualsiasi ora. Io poi non ho un orario, non ci capisco niente. Allora, lasciamo un like. Falco vuole like, il Claxon vuole il like. A quanti like stiamo? Dai, fatemi sapere. Auguro, grazie Francesco. Poi me la riguardo, ma abbiamo già detto Spalletti out. Qualcuno me l'ha detto, ma non qua in chat. Non sono molto d'accordo, ci stanno mancando i calciatori e fa parte del percorso, Roberto. Io questo sto cercando di spiegarvi. Ti comincia a mancare un giocatore qua, un giocatore là, un giocatore chiave, così alle volte ti va bene,
sta a posto così. Alle volte ti va male e cominci allora forse non siamo così forti, e viene meno anche un pochino quel discorso della consapevolezza che cercava Spalletti. Non scasso il microfono, no? Ma il City, che nel primo tempo non ha fatto toccare un pallone al PSG, ma quando mai vedremo queste partite in Italia con questa intensità? Spero che tu te la stia godendo infiniti. Mi fa anche piacere che voi siate qui con me a chiacchierare amabilmente del Napoli quando ci sono tante partite di Champions, vuol dire che siete proprio bellini. Stiamo a 266, siete forti. No, devo dire la verità, siete forti. Fare i primi in Europa League è fondamentale, salti un turno, quindi 2 partite, non è poco, non è assolutamente poco, sarebbe stato fondamentale. Vale, a me sembra di vedere quello che era successo con Gattuso, giocatori infortunati e tutto il resto, speriamo bene, povero Victor. E io ti ripeto, Mario, che non farò mai la vedovella di Gattuso perché voglio guardare avanti, però se starò con le orecchie aperte, senza parlare io, se non dirò niente, ma starò con le orecchie aperte per vedere se le stesse cose che sono state dette per Gattuso verranno dette anche per Spalletti. Voglio sentire le stesse cose, che gli infortuni non sono un alibi, gli arbitri non sono alibi, eccetera, eccetera. E che anche con Petagna e Lobotka tu devi vincere tutte le partite, devi asfaltarlo il Granada. Il Granada non farebbe 10° in Italia. I don't know. Scusatemi, ma pretendiamo che la squadra al completo che le vinca tutte, che la squadra con 5-6 le vinca lo stesso tutte? E anche questa è una giusta considerazione, Ciro. Non possiamo pretenderlo. Alle volte ti riesce, alle volte no. Il mio like è arrivato e mo sono 2,70. Bravo System. Io non vorrei farlo. Io vorrei fare siamo forti finalmente. Veramente non lo vorrei fare. Tra l'altro dovrei scrivere una canzone in inglese, tengo un progetto e dovrei farla prima di tutto. Però veramente non vorrei farlo. Sono fragili fisicamente anche. Un saluto Salvatore, grazie. Ma non c'era un rosso per un calciatore dello Sparta che prende la palla con la mano, già ammonito, K2 fa lo stesso involontariamente e viene ammonito? Angela, non me lo ricordo. Può darsi. Non me lo ricordo però questo fallo di mano di cui parli. Può essere. Tempo effettivo poco, ricordo, però non ho sotto mano i dati e non lo so. Ma infatti quale uscire dall'Europa? Hanno fatto quel bordello per entrare in Europa e poi dobbiamo uscire, allora ci andiamo solo per la tasca. Ma infatti sì, va onorata l'Europa, ma poi va onorata per crescere, per fare quel famoso percorso di mentalità anche della società, perché poi i giocatori cambiano, no? Ad un certo punto tu dici ma il Napoli che è andato a Spartak Mosca a giocare nel 90 con Maradona, la squadra è cagnata, perché poi si valuta la storia di una società. Tu dici è un'altra squadra, il Napoli può andare là e può dettare legge. No, non è detto. Il Napoli deve cominciare a fare un pareggio, poi magari la prossima la vinci e poi quindi costruisci una storia sul lungo, ovviamente, delle esperienze, dove una società che si presenta in Europa, io voglio vedere, vorrei vedere, non lo so, magari lo fanno lo stesso perché sono spacconi. Se uno Spartak si permette di mandare la foto della maschera del pagliaccio a un Milan, a una Juve, squadre, capito, Europa che contano in Europa, voglio proprio vederlo. Oppure se ci trattano come ci trattano, perché alla fine non contiamo molto. Secondo qualcuno Meret è meglio di Ospina. Oggi Meret ha preso un gol ridicolo. Ovviamente tu mi parli del gol, quello là di testa, che anche a me, devo dirti la verità, mi sembrava parabile, non facile, ma ha fatto un movimento come se avesse fatto il saltino leggermente in ritardo, così mi è sembrato.
però non ti sono, non voglio dire stupidaggini, poteva anche essere imparabile, non lo so. Certo è che mi resta negli occhi quel siparietto con Juan Jesus, pigli tu, la pigli, e lì è grave. La sconfitta di oggi non si può attribuire agli infortuni perché la squadra scesa in campo era superiore allo Spartak e nel secondo tempo si è visto. Giusto, la superiorità, però sai, lo sai bene che la superiorità sulla carta non serve, la devi dimostrare, e nel secondo tempo l'hai anche dimostrata, ma hai dimostrato una superiorità perché ti sei preso il pallone con loro in vantaggio, ti sei preso il pallone, hai attaccato, però quante poi parate cioè le parate sono state più nel primo tempo. Se poi vedi le altre cose, sì, parato, quello su Mertens è stato un paratone sicuramente. Poi quello alto di Zielinski, quello largo di Di Lorenzo, quello alto di Lozano, la punizione di Rui tirata un po' addosso, insomma non tiri, non credo che ci siano stati poi XG altissimi, se vogliamo, non li posso vedere. Forse anche io ho sopravvalutato la rosa, Vale, ma io penso che è normale che quando metti troppe riserve tutte assieme è ovvio che fatichi. La rosa è forte, ma bisogna... Su questo sono d'accordo al 100%, Luis. Sono d'accordo al 100% che quando troppi poi ne cambi troppi si perde proprio lo spessore proprio della squadra. Sono d'accordo. A uno alla volta, 2, 3 massimo li puoi gestire, uno per reparto magari, li puoi gestire. Sono d'accordo. Volevo donarti ma non me lo fa fare, non si può con PostePay normale. Amico mio, prima di tutto grazie per il pensiero. Non lo so, PostePay dovrebbe funzionare con YouTube. Chiedo anche a Rita, perché Rita a volte anche mi ha detto questa cosa, che YouTube non faceva donare e lei poi aveva risolto con PayPal. Non so se PostePay si è aggiornata, adattata a PayPal. Ci sta il link in descrizione del video per PayPal. Per invece provare con YouTube dovrebbe stare vicino alla chat, c'è il coso dei dollari. Fammi sapere, comunque ti ringrazio a prescindere per il pensiero. No, Emanuele, stanco, sì, insomma, vabbè, forse tu non sai che cosa sto passando, però sto bene. Alla fine sto stanco perché mi sono svegliato molto presto, troppo presto, nonostante la partita stesse alle 10:30, mi sono svegliato abbastanza presto e niente, ma alla fine sto bene. Pronostico Napoli-Lazio, tu mi vuoi vedere morto? No, non te lo so dire. Io ti dico solo che il Napoli deve vincere, altrimenti altro che Spalletti out, succede una tragedia in città, succede una tragedia nell'ambiente, nei giocatori. Se il Napoli non vince con la Lazio è una tragedia, credetemi. Io non faccio mai drammi. Con l'Inter ho detto ci può stare, ho detto col Verona me l'aspettavo. Se perdiamo con la Lazio è una tragedia, perché poi è la Lazio di Sarri, si dirà il bel gioco, no, è troppo una tragedia. Questa partita qua, credetemi, probabilmente era da doppio giallo per il centrocampista biondo già ammonito, tempo effettivo 28 minuti. Grande Fabio, sempre sul pezzo, e ringrazio Adamo Fucci, generosissimo, grazie amico mio. Che cos'è? Non riesco a vedere vedo niente, ma c'è Mertens. Grazie mille. E grazie 2 volte allora a Marco. Non hai PayPal, uso solo PostePay già alla semplice, domani ricarico e mi abbono. Grazie mille Marco, non dimenticare quando ti abboni di scrivermi un messaggino a Valerio Fluido, oppure mi fai sapere anche con un commento sotto a qualsiasi video qual è il tuo username Telegram, così ti posso invitare al gruppo Telegram dedicato agli abbonati. Andrea Marra, il tuo compleanno, sono appena entrato? Sì, Andrea, sì, sono stato inondato di auguri e di affetto, sono diventato più vecchietto, il Napoli non mi ha fatto il regalo che mi doveva fare, però dato che il compleanno dura una settimana, mentalmente, almeno in America così si dice, no? It's your birthday week, si esce, si fanno i bagordi, eccetera, eccetera. Io non esco, non posso fare i bagordi, non posso fare proprio niente, perché tengo questa cosa che
Non lo so, se puzzo non lo posso sapere, che da una parte è pure meglio, dall'altra è pericolosissimo. Non mi posso muovere, devo risultare. Poi dite che uno è negativo o troppo positivo, quello è il problema. Ma non ho voluto mettere i manifesti, non fa niente, ho perso un sacco di serate, non fa niente, ho litigato con il manager della mia band, non fa niente. Recupereremo, il mio cugino Ilario diceva recuperemo. Voi non ne potete mai sapere. Io quando giocavo a pallone con i miei cugini d'estate a Vasto, io poca memoria, ma certe cose me le ricorderò per sempre. E stavamo perdendo, no? Tipo 1-0, 2-0. E Ilario, che poi era il più piccolo forse della squadra in quel momento, ci voleva da leader, da vero e proprio leader in erba, ci voleva sostenere psicologicamente. Dai ragazzi, non vi preoccupate, recupereremo. Invece di recupereremo. E quella cosa rimase nella storia. Poi recuperammo. Quanto mi diverto con i vostri hashtag. Passerà Roberto, sì, siamo pronti. Com'è possibile che in ogni stagione ci dobbiamo trovare di fronte ad affrontare l'ennesimo dramma? Un abbraccio da Napoli e tanti auguri. Grazie Chris, un abbraccio a te e alla tua bella. Non so che dirti. Io per questo poi alla fine il tifoso che ha un po' di più di anni sulle spalle lo sa, è un po' più pronto anche ad affrontare certe cose. Le mie versioni giovani che oggi ho visto ecco, sì, bravo Mario, sì, perché Angioletto ha ripostato una serie di fotografie del nostro passato, il mio migliore amico, insomma ne abbiamo fatte di qualsiasi cosa, e quindi c'erano un po' di fotografie da me proprio bambino. Buonasera Marco e grazie mille, recuperammo vedemmo e l'ho inculato. Io penso che abbia influito anche il meteo. Comunque niente drammi, perché ogni anno in Europa ci dobbiamo sempre complicare le cose, lo so Antonio, senza dubbio. Giocare a meno sotto zero con quella neve, tic della neve in Siberia è fredda. Che angoscia, domani a scuola mi dovrò prendere gli sfotto, oggi mi sono intossicato, meno male che ci sei tu, mi rivitalizzi, grazie Infinity. Ho notato un po' di tifosi di altre squadre che se la sono godicchiata su YouTube. Io onestamente le altre partite me le guardo, certo alle volte uno c'ha più tempo, una ogni tanto, specialmente quando riguarda la Serie A o partite interessanti, uno fa il video di commento, però io non ho fatto un video che scandalo, che fate ridere, crolla piccola Juventus contro il Chelsea, avrei potuto farlo, sai quante visualizzazioni, Chelsea Juventus 4-0, poco più di un allenamento. Preferisco pensare ai fatti miei, non lo so. Altri invece fanno un pochino una ciurma di vabbè, giustamente, ma lo capisco pure, gioca il Napoli di pomeriggio, partita unica, se la vedono, fanno il video, fanno un po' di soldi. Espulgila, è simile, sì. Però devo iniziare a fare la differenza Insigne e Mertens e Zielinski. Sono completamente d'accordo con te, con gli Aquilotti bisogna vincere a tutti i costi. La società del Napoli non ha una mentalità vincente, però per obiettivi importanti servono i titolari effettivi per più tempo possibile. Lozano non può voler andare a giocare al Barca così. Esatto, questo è il mio discorso, Nick. Grazie mille Giuseppe. Sì. Poi ti chiede i doti della carta. Giorgio ti sta spiegando, quindi con la Poste Pay potrebbe funzionare via YouTube. Puoi provare. Mi sembra di rivivere un po' il periodo dell'anno scorso con Gattuso. Sì, Stefano, è proprio così. Grazie Extreme, grazie a tutti ragazzi, io apprezzo i vostri auguri. Comunque nel giorno di Europa League recupereremo e potremmo anche farcela. Io esco oggi dalla quarantena cautelare, quindi I feel you. Auguri, grazie Andrea. Bravo, effettivamente è così.
Con la Lazio vorrei vedere una squadra dove tutti entrano in campo concentrati e con ben chiaro ciò che devono fare, guai ad innescare meccanismi di paure e confusione tattica. Esatto. Fa tornare indietro. Capita, Marco, comunque, capita che a volte YouTube fa così. Fai una cosa, prova a chiudere il video e a rientrare. Non lo so, se tu stai da telefono puoi chiudere l'app swippando in alto, oppure se stai da computer chiudi il browser e rientra e magari si sblocca, non lo so. Ah, il pallone il Super Santos stai parlando? Certo, potrebbe anche essere quello. Sembrava proprio un Super Santos, A me frega poco se godono, ma poi non si dica che non esistano rivalità. Già, perché se poi fanno pure i tipi tifo per le italiane, cose. Vediamo. No, ma un po' tutti, Facco, ho fatto un giro generale, non nomi particolari, un po' tutti ho visto che le hanno fatte. Sono andato a fare la guerra con i russi su TikTok. Bravo Carlo. Qualcuno deve pur farlo. Non me la prenderei così tanto con Lozano, che sì, non sta facendo prestazioni da top club, però non mi sembra che l'impegno ce lo stia mettendo. Anche oggi i suoi assassinari li stava per fare. Sono d'accordo con te, Carlo. Una volta sul bus, invece di dire timbro del biglietto, dissi il timbretto. Adoro. Non per fare la vedovella, ma per battere lo spacco ci serviva Osimhen. Cheat, esattamente. Giusto per capire, ma pure il tuo compleanno è sempre martedì? Assolutamente sì, Enzo. Comunque, augurissimi, riprenditi presto, anzi, recuperai presto. Grazie mille, spelliscilo. Grazie Sergio. Ma poi si chiede come mai il calcio inglese è tutta un'altra cosa. City, Liverpool, MU, Manchester United e Chelsea primi nel loro girone di Champions. Non è un caso, Luigi, non è un caso. Mi dispiace, ma non è un caso. Facci il fuorigioco al Genova. Questa è una citazione che mi sto perdendo. Il City vince sul PSG. Fatemi vedere se ci sono degli aggiornamenti, se sono finite le partite oppure no. 4 gol al direttore dell'Ipsia, 2-1, quindi Gabriel Jesus e non Juan Jesus. 2-0 del Liverpool con Salah. 3-0 Sporting Lisbona sul Borussia, pure interessante, e 3-0 del Real Madrid l'abbiamo visto prima, perché Benzema è vecchio, ricordiamolo. Contro la Lazio dobbiamo assolutamente vincere, uno scontro diretto che non si può sbagliare. Mertens o Petagna prima punta? Ottima domanda, Claudia. Io avevo chiesto a Spalletti la doppia, cioè non volevo vedere Mertens troppo isolato, quindi Mertens insieme a Petagna era la mia richiesta. Spalletti mi ha accontentato, lo ha fatto oggi. Non possiamo bocciarlo come esperimento, perché in effetti sei andato subito in svantaggio, la partita si è messa male, quindi è complicato così. Partirei con Petagna, che insomma Mertens da subentrato può entrare subito in forma, può scaldarsi subito, Petagna ci mette un po' più di tempo. Partirei con Petagna prima punta per mettersi poi Mertens insieme o al posto di. Credo che così possa fare. Grazie amico mio. Ha segnato Porro. -7. Qua siamo a livello di. Ok, Giulio Bizona, usa il Telegram. Ti aggiungerò appena finita la live, amico mio. Grazie mille. È fuori nei. Ecco, sì, esattamente. -8 like. Dai ragazzi, tenete 8 like, dai, non penso che avete già, dai. 8 like così. Dai. Sono like che pesano. Dai. Per il compleanno di Vale, non per altro. No, più che altro per i miei moderatori che non mancano mai. Lozano si deve mettere in testa che se vuole andare in quegli squadroni deve essere decisivo e di conseguenza deve dare l'apporto alla squadra. Ci ha provato. Non è andata bene. Auguri, grazie mille Giuseppe. Quelle che fanno i video godo e poi dicono siamo. Sì, è chiaro.
Domenica Spalletti steso a terra dopo il gol mangiato da Metz, stasera freddo a parte, espressione nervosissima. Io credo che Spalletti abbia ben chiaro la situazione. In effetti, amico mio, io capisco la cosa finale del non dare la mano, l'ha voluta fare proprio come gesto plateale. Non mi sei venuto a salutare, quindi io non ti saluto a te. Lo capisco, però è comunque sintomo di nervosismo, perché sono convinto che se tu poi avessi vinto, tu Napoli, tu Spalletti, magari lo stesso allenatore dello Sparta non sarebbe venuto a chiederti la stretta di mano, magari non sarebbero venuti loro, ma l'avresti cercato tu. È chiaro che non sta proprio tranquillissimo Spalletti in questo momento, già sente molte critiche. A metà secondo tempo a centrocampo Zielo passa la palla a Mario Rui, ma lui sembrava stesse in pieno centro di Napoli a guardare le vetrine del negozio. Il calcio inglese non esiste, esistono i soldi investiti lì. Eppure hai ragione. Quanto pesa un pallone per giocare a calcio? Angela, non lo so, te lo diranno in chat. Gli amici bellini veloci di Wikipedia ti diranno quanto pesa un pallone. Sicuramente quello di oggi era più pesante causa neve, perché dovrebbe essere lo stesso pallone standard dell'Europa League, ma la neve appesantisce tutto. Devono cacciare Spalletti e in più tutte quelle merde. Ok, Felice, ci siamo proprio, esattamente il modo in cui piace a me fare informazione, fare comunicazione. Vai, ci siamo già con Spalletti out. Oh Dio santo. Chi? Ah, tu dici Benzema, sto io indietro con i messaggi. Mario a centrocampo sembrava un piccione a Piazza San Babila, che poi non lo so, potrebbe anche funzionare, ma funzionare solo se stai in attacco così, non era proprio malissimo. Mertens vigile urbano, anche questa l'ho sentita. Valerio, stasera viene il nostro super analista Antonio, purtroppo te lo sei perso, nel senso che è venuto più presto del solito perché aveva un impegno lavorativo e quindi Guido stavolta invece di aspettare un'oretta come di solito fa, aspetta prima che io raccolgo un po' di messaggi, poi interviene e poi lo salutiamo. È venuto prima e ha fatto le sue considerazioni prima, quindi lo trovi all'inizio della live, te la puoi recuperare dopo. Prima però dopo te la recuperi. Grazie Alessandro. 1-0 Milan. Fatemi vedere, sono curiosissimo perché poi il Milan, quante ne ho sentite, mamma mia. Il Milan arriva ultimo, esce, poi perché vuole vincere lo scudetto, il Milan esce, non si fanno cose. Questo è capace che passano. Io ho detto tutto il discorso del percorso è normale perché ci devono arrivare per gradi, è normale soffrire, e hanno sofferto, stanno soffrendo. Qua all'87esimo Messias, proprio lui, è incredibile. Assist di che sì, Messias, è proprio incredibile. È proprio una cosa incredibile. Fammi vedere un attimo questa cosa. Quindi, avendo il Liverpool vinto tranquillamente, quindi ci sarà il Porto e lo scontro con il Porto? Oppure no? Fatemi sapere un attimo perché poi lo so già. Qual è la prossima che devono giocare? Perché poi vado in difficoltà, Fixtures. Milan, Sassuolo, Salernitana, con Liverpool. Quindi se vincessero con Liverpool e il Porto poi che deve affrontare l'Atletico, pure può essere. Incredibile. Sto sclerando, non me lo fa fare. Non ti preoccupare, Marco, poi qua sto. La prossima live con tutta probabilità sarà in post Napoli-Lazio. Con tutta probabilità. Credo di sì. Devono battere il Liverpool 1-0, che è possibile, che è una cosa possibile. Siamo una squadra di nanetti, non c'è dubbio su questo, Amelie. Su questo non c'è dubbio. Ah, che bello, vedi?
310 perché siete straordinari. Ah, ma io non avevo nemmeno considerato. Adesso vengono tutti quelli che nel frattempo si stavano vedendo la Champions. Quindi io dovrei fare la 24 ore adesso. Perché adesso stanno finendo le partite. 5-0 dell'Ipsia. Mamma mia. Tu dici, niente di meno che Ghezzal gioca ancora, niente di meno, Ghezzal. Stasera non parliamo di come presentarci contro la Lazio. Vorrei aspettare un attimo, vorrei prima affrontare di come ci siamo presentati con lo Spartak. Mi mancavano questi fenomeni, prima ascoltano e poi vengono cacare il cazzo. Meglio per se il Milan va avanti così spreca energie e speriamo che perdano un po' di punti in campionato. Io sono d'accordo. È così assurdo immaginare in questa fase un centrocampo a 4 Elmas, Demmer, Ruiz, Zielinski e 2 punte più ravvicinate come Petagna e Lozano con Mertens pronto a subentrare. Non è assurdo. Elmas esterno sinistro e Zielinski esterno destro. Alla fine l'abbiamo fatto contro l'Inter nel finale di gara con Anghissà al posto di Demmer. Così ci siamo poi messi. Però tu metti giustamente Lozano e Petagna invece di Mertens. Si può fare. Festeggiamo il tuo compleanno nel live post Lazio. Spero proprio di sì, amico mio. Voglio fare il pazzo. Caro Giglio, mai sfidare la sorte del calcio. Chi è Ciro Giglio? Non mi è dispiaciuto Jesus. Il problema è che sono venuto KK, sì, sono d'accordo. Bobotta, Vince, ti ha fatto dimenticare il like. Come si fa? Sergio, purtroppo gli XG dell'Europa League non stanno sul sito che uso di solito, quindi non li trovo. Devo aspettare statistiche dell'Europa League. Quelli sono velocissimi, quelli là che vi faccio vedere di solito sono solo le statistiche per il campionato di Serie A. Grazie Stefano. Dovrebbe vincere con Liverpool e sperare nel pareggio tra Atletico e Porto. Può anche succedere, ma non credo che le due squadre si escludano a vicenda. Zielinski esterno come Ancelotti, infatti che squadrone che eravamo. E lo so, spero che il Milan passi. Benissimo ragazzi, sono riuscito a arrivare almeno agli ultimi messaggi che di solito sto sempre indietro. Ne ho saltati tantissimi, quindi vi chiedo scusa e potete recuperarli, me li potete riscrivere, potete spammare, potete fare quello che volete. C'è qualcuno che statisticamente rilevato che i portieri giocano la migliore partita della stagione contro il Napoli? Guarda, non lo so se poi ci facciamo caso noi perché siamo tifosi del Napoli così, ma spesso capita. E poi quello significa che il Napoli gioca bene quando il portiere avversario è il migliore in campo. Io sono spesso contento della prestazione perché vuol dire che hai creato molto e hai preso la porta. In questo periodo era Andanovic il migliore in campo? No. Ha fatto la parata che doveva fare, migliore in campo no. È il portiere dello Spartak stasera il migliore in campo? Moses, forse pure quell'altro Promes, come si chiama? Premes. In questo periodo il Napoli non sta rendendo i portieri visibili, belli, incredibili, Della Lazio non vogliamo parlare, possiamo parlarne sicuramente. Giacomo, chiedimi quello che vuoi. Io quello che so è che loro recuperano in tempo Immobile. Ho sentito Giovanni durante una live, Eagle, il tifoso della Lazio che abita a New York, e lui faceva un po' di pretattica, diceva no, non recupera nessuno, non c'è Pedro, non c'è Felipe Anderson, non c'è Immobile, non c'è nessuno, e invece li recuperano tutti. La Lazio ha una rosa non estesissima, però quelli che ha, se c'è Immobile, è una squadra da tenere in considerazione. Alla fine senza Immobile sono un po' spuntati, però. Che ci faceva Elmas terzino sinistro? Francesco, un bacio.
Chi si ricorda del mitico Battara, portiere della Sampdoria, che per anni a San Paolo si travestiva da Yashin? Antonio, chiedo aiuto agli amici bellini più esperti. Non me lo ricordo. Come presentarci, che piano gara dovremmo adottare? Allora, bella domanda, Giacomo. Io le poche volte che ho visto la Lazio, non ho ancora visto una Lazio sarrista che si prende palla, che fa il giro palla così. Cioè, a me piacerebbe anche vedere una squadra che si prende il pallino e ti vuole palleggiare in faccia, anche perché non mi sembrano che lo stiano facendo in maniera velocissima e imprendibile. Se la Lazio vuole giocare a pallone, noi possiamo anche giocare di contropiede. Il problema è che non abbiamo Osimhen, quindi deve essere una di quelle partite un colpo tu e un colpo io. Non può il Napoli pensare di attendere la Lazio, a meno che non riesci a trovare una soluzione per lanciare profondità a Lozano. Attendere troppo no, però se loro vogliono fare la partita, che la facciano. Non mi sembra un problema gravissimo e noi possiamo poi essere più verticali. Questa potrebbe essere una partita da un colpo tu e un colpo io, così la vedo. Secondo te Maurizio userà qualche formazione diversa per farci qualche trabocchetto? Speriamo che Luciano prepari bene la gara. Questo sicuramente. Non credo che Sarri cambi, perché secondo me lui sta ancora in fase di rodaggio e ha bisogno di dare certezze alla squadra. Certo, lui mo ha provato con questa specie di falso 9 perché non c'era Immobile, ma recuperando Immobile giocheranno col solito modulo, col 4-3-3. Però è un 4-3-3 diverso da quello del Napoli, ricordiamocelo, perché loro hanno Luis Alberto, Leiva e Milinkovic-Savic. Noi avevamo Hamsik, si può comparare a Luis Alberto in qualche modo, Jorginho, Leiva sì, ma avevamo Allan che faceva da copertura, cosa che Milinkovic-Savic non fa. Però Milinkovic-Savic è più fisico e gli possono fare anche la pallata a Milinkovic-Savic, cosa che noi non potevamo fare con Allan. Di conseguenza la Lazio ha un modo in più per giocare. Milinkovic-Savic riempie l'area, va in avanti, quindi riempie anche gli spazi e lì dobbiamo stare molto molto attenti a raddoppiare quando è il caso. Quando Koulibaly ha sbottato palla al piede sbraitando con i compagni, lì ho capito che non l'avremmo recuperata. L'ho notata anche io quella cosa. Stava anche lui un po' nervoso, ma l'hai notato Fabio? Un po' tutti i giocatori se la sono presa con i compagni. E una volta era Petagna che faceva così e passamela a me, e una volta così, e una volta era Lozano, palla corta così, e una volta Mertens con Elmas, e un'altra volta Juan Jesus con Meret. Ho rivisto un po' quelle cose, ma tu dovevi fare così, io dovevo fare così, dell'anno scorso. Ok. Parente di Andanovic, può essere. Mi sono divertito su Twitch da colpo ieri sera, grazie infiniti. Io non so qual è il tuo nome là, poi non vedevo i messaggi. Poi queste, quando faccio le ospitate, poi dipende, a volte sono incentrate più sui commenti, a volte sono proprio chiacchierate tra di noi, quindi non so se avevi fatto delle domande. A ogni palla che buttavamo in aria loro andavano nel panico, per questo abbiamo deciso di crossare pochissimo e mettere Rachmani tardissimo e arrivati davanti all'area ritornare da Meret. in effetti si poteva fare un po' più una pallata, un po' più pallate e cercare anche perché, sai perché sono d'accordo con te Giuseppe? C'era un campo durissimo, proprio difficile giocare palla a terra, quindi tu che ci vuoi arrivare col giro palla è ancora più complicato tecnicamente. Meno non pare pallone avanti che Petagna fa una sponda, magari uno scivola, ti viene, fai un recupero, un inserimento sulla seconda palla, alle volte Grazie Anna, grazie mille. No razzismo, discriminazione, spam, rispetto reciproco, divertiamoci in chat tutti insieme. Se giornalisti e tifosi non lo massacrano, Spalletti sa come adattarsi alla situazione, esperienza ne ha e brutti momenti ne ha affrontati, non ci resta che sperar bene e sono d'accordo con Luca. Giova ha imparato la scaramanzia dal sottoscritto, l'ho preso per i fondelli così tante volte dicendo che avevano già vinto lo scudetto. Bravo. Mitico Battara anni 70.
Bro, ricorda ai tuoi amici bellini che dalle 23 siamo su Salvatore, non t'avevo proprio... avevo letto solamente il messaggio, nemmeno la cosa. Salvatore Pengue ricorda che dalle 23 siamo su Facebook, che condiamo i numeri con Antox. Appena chiudi tu, fallo venire lì, pagina Caffè Napoli 1926 su Facebook. Hai fatto bene a ricordarmelo, mi dimentico spesso di dirlo. Nelle ultime volte io tenevo il Mercobellì e quindi non si poteva fare. Quando io non sono in live, tutti gli amici bellini devono andare sul Caffè Napoli o su Instagram o su Facebook, perché si continua l'approfondimento, perché Salvatore Pengue è bravissimo, perché Antox è bravissimo, perché ci sono tutti i collaboratori, c'è il presidente Giuseppe, c'è Life Progress, e poi mi rimette Giancarlo, così c'è Davide Maranta, ci sono tutti l'avvocato, insomma è un team instancabile. Adesso stanno chiamando anche un sacco di ospiti per fare le interviste. Dovete seguire tutti quanti dappertutto, proprio dovete, non è che uno anche una cosa di cortesia. Per me contro la Lazio Petagna o Mertens, e per il centrocampo giocherere con i tre e con la difesa a 3. Ma manca qualcuno, amico mio. Cioè, se giochi con la difesa a 3, tu dici quindi con i 5, cioè difesa a 3, 5 centrocampisti, quindi i 3 centrali e i 2 esterni e 2 attaccanti. È l'unica soluzione, perché se poi giochi a 3 e vuoi mettere 4 a centrocampo, puoi mettere poi le 3 punte o 2 sottopunte e un attaccante. No, ma non ce l'ho. Sono un po' a volte una mancanza. Iscrivetevi al Caffè Napoli 1926. Buonasera Francesco. Considerazione personale, secondo me oggi non abbiamo palleggiato nel migliore dei modi per via del terreno di gioco, sono d'accordo. Ecco perché alle volte falla una pallata. Oggi Elmas è sicuramente tra i migliori per noi, in questo periodo avrà più spazio e mi auguro dimostri il suo valore. Per me è un grande giocatore. Sono d'accordo Vincenzo. Se avesse il posto fisso noi vedremo sicuramente anche prestazioni più continue. È chiaro che entrando sempre da subentrato fa un po' più di fatica, però tutte le volte che poi ha giocato da titolare molto spesso poi è andato anche in gol, dobbiamo ricordarcelo. Sarebbe interessante vedere una statistica anche su questo, quante volte Elmas è partito da titolare e come poi ha inciso sulla gara. Perché è troppo facile dire Elmas oggetto misterioso, il pesce fuor d'acqua, non è né carne né pesce, e tutte queste cose così, ma lo vogliamo vedere in campo che come un giocatore giovanissimo che nella sua nazionale è già una star e un punto di riferimento per i suoi compagni più anziani, e subito e bolliamo, e una volta è palo della luce, una volta chi non è buono, i piedi a banane, fa piede e piede, quell'altra è chiatta e quella è una... Ci vogliamo bene o no? Non ci vogliamo bene. Poi noi tifosi lo possiamo anche fare, cioè chiariamoci, hashtag chiariamoci. Noi tifosi siamo liberi di farlo, è chiaro, è un modo anche di tifare per sfogare gente che piglia tanti chilli sordi, devi essere in siamo d'accordo, è mai possibile giochi in Serie A, giochi sei un nazionale della tua nazionale e non riesci a mettere un grosso. Siamo d'accordo, i tifosi devono essere liberi di farlo, però sai, gli addetti ai lavori potrebbero anche influenzare un po' troppo quella tifoseria molto influenzabile, e quindi dagli addetti ai lavori aspetterei un pochino più di equilibrio, un po' meno tranciamenti generali, perché poi si fanno brutte figure. Non è nemmeno al di là il fatto che influenzi e che i giocatori leggono tutto, i giocatori leggono i social, i giocatori leggono le pagelle, i giocatori sanno come la pensano i tifosi. Pensa che Mario Rui ha detto su TikTok mi chiamano maestro, mi devo scrivere a TikTok. Mario Rui deve sapere che però c'è ironia, ok? Addetti ai lavori influenzano anche le stagioni, ed è grave se poi, hai capito, per mantenere un punto, un puntiglio, uno fa un'analisi disonesta della partita per confermare quello che magari aveva detto facendosi i debiti con la bocca troppo tempo prima.
E invece a me piacciono quegli addetti ai lavori che, se hanno fatto una previsione e poi la previsione non risulta così, vengono in trasmissione e dicono ho sbagliato, qual è il problema? E sono contento di aver sbagliato se è andato in meglio, e invece oppure mi dispiace se ho sbagliato perché è andato in peggio. E addetti ai lavori. Se dovessero darci un rigore contro la Lazio sarebbe incredibile, lo so, ma chi lo tira? Reina conosce quasi tutti i nostri giocatori. Reina, hai ragione. Poi alle volte conoscere non è detto che li pari, però sicuramente i rigori se li studiano i portieri, quindi bisogna tirarli bene. Se tu li tiri bene, Angela, se tu li tiri bene puoi conoscerlo quanto vuoi tu, non lo prendi il rigore. Se lo tiri bene prendo ad esempio proprio il rigore di Çalhanoğlu. Il rigore di Çalhanoğlu, anche se lo intuisci, anche se ti butti a destra dove lui l'ha tirato, non lo prendi. Ha tirato talmente bene, forte, secco, basso, che ha toccato il palo, non lo prendi. Quindi molta della responsabilità è di chi lo tira, e se lo tiri bene, senza paura, bello secco. Gulame è diventato come Lucarelli che faceva ruote e maccarone negli spogliatoi. Che brava, Lucarelli era un bel personaggio nello spogliatoio, come Pavoletti anche, questi pavolettoni che erano poi belli ma non giocavano molto. Vabbè, Lucarelli faceva quello che doveva fare. Lozano male, almeno a mio avviso, non ha più la stessa lucidità e freschezza di una volta, a tratti sembra quasi avere paura di tentare la giocata. È molto impacciato, brutta situazione. Non sarei così estremo. Lozano per me oggi benino. Tra l'altro è stato messo in vari punti della voglio farvelo rivedere perché qualcuno magari non c'era, che sto facendo vedere una cosa sbagliata. Ecco, sì, ma l'ho fatto comunque male. Vedetelo meglio così. Avete visto tutto il dietro le quinte. Non si fa, ma siamo tra amici, che ce ne fotte. Ad un certo punto Lozano è finito qua, ma questo in finale di gara si è fatto tutta la fascia, perché tanto stavamo attaccando, quindi stavamo effettivamente così, no? Con la difesa un po' più alta a 3, con Rachmani qua, con Juan Jesus a 3. Questo è stato il finale di gara del Napoli, però per un periodo, per dei momenti, c'è stato un Elmas che ha giocato terzino, Lozano che è finito qua, poi è arrivato anche il tiro che è finito fuori. Alle volte si alternava con Zielinski, Lozano a destra sotto le due punte e Zielinski dall'altra parte, sempre con Di Lorenzo che cercava di fare la superiorità da questa parte per cercare i gol. Ad un certo punto si è spinto solo con Di Lorenzo. Prima dell'ingresso di Rachmani c'era Lobotka qui e c'era Mario Rui bloccato a 3. Quindi questa è stata proprio una scelta. Poi vorrei sentire, non so se gli hanno chiesto niente a Spalletti, io quello che ho sentito, poca roba, e non dai la mano a quello, cosa. Tecnicamente non ho sentito niente, ma ne parleremo domani sicuramente nella lavagnetta. Ne dobbiamo parlare assolutamente. La famosa pallata, no? Il cosiddetto sarrismo si è visto solo a Napoli. Sarri vive di rendita. Nicola, sono d'accordo al 100%. Sarri vince l'Europa League con il Chelsea, e io le ho viste le partite del Chelsea. David Luiz lanciava il pallone da centrocampo sulle punte, puff. Hazard pigliava il pallone, si scartava a 3-4 di loro, non era sarrismo. Sarri arriva in Italia con la Juventus, non era sarrismo, ci ha provato, l'hanno rigettato e l'hanno sputato, l'hanno masticato e l'hanno sputato quelli della Juventus, e magari se gli avessero dato un po' di tempo avrebbe potuto fare anche cose buone, perché comunque non è che Sarri è scarso. Sarri è un bravo allenatore, anche bravissimo, che ha fatto delle cose straordinarie a Napoli perché aveva anche dei giocatori straordinari per fare quelle cose straordinarie. Dopodiché non l'ho visto col Chelsea, non l'ho visto con la Juve, non lo sto vedendo molto con la Lazio. Se gli danno il tempo, come vale per i nostri allenatori, se gli danno il tempo di farlo, potrebbe anche farcela. Lei va più mediano che fa botte, infatti ultimamente sta provando Cataldi come Prey. Bravo Vincenzo, bravissimo, infatti Cataldi è più regista.
quel famoso Napoli-Atalanta Gattuso out, siamo tornati indietro nel tempo così, l'intimo non vi rode, Cardone, tutti abbiamo una mamma, Cardone, tutti abbiamo una mamma, anche il commentatore inglese si è meravigliato che il Napoli non cercasse Petagna con palle lunghe, ecco qua, sweet past, ecco qua, e allora non siamo fessi noi. Sembra il Napoli dell'anno scorso tale e quale, tira, no, tira tu. Il merce di Valerio Frutti. Ah, signori, siamo 193, quindi siamo tra amici. La marchetta, ho fatto la marchetta. No, facciamo la marchetta un attimo. Ho creato per Natale. Si vede o non si vede? Non lo so. Guardate, si vede. Messico 86 Women's Edition. Si dice Women's, non fate la cosa. Women è già plurale, no. Per le donne, delle donne, questo si intende. Women's Edition, la versione femminile, perché Messico 86, se io sposto, no, non si sposta, perché Messico 86, non sapere, no, si sparisce. La versione della maglietta che tengo io è unisex e può essere, però secondo me versione femminile è più carina. La versione femminile è più carina e quindi uno può, vedi? Prezzo scontato per Natale, potete fare un regalo alla vostra bella. Secondo me è una cosa interessante. E a fianco, non si può vedere, ma voi se andate su fruito.net lo scoprirete, Messico 86, la tazza special. Voi non avete idea di quanto è bella, la devo pigliare anche io. In scontata mi devo fare il regalo anche io per Natale. Senza proprio dubbio. Come ha giocato Meret, una meta non mi sento incolpevole come al solito. Non lo so, in realtà. Secondo me sul gol di testa poteva fare qualcosa di più e mi è sembrato un po' incerto tra lui e Juan Jesus. Bisogna essere onesti. L'obiettivo è la Champions, ricordiamo da dove veniamo e come abbiamo passato gli ultimi 2 anni senza dubbio. Seguite Caffè Napoli ovunque. Siamo ancora addirittura, devo recuperare tutti i messaggi. Vale, secondo te l'incomprensione tra Meret e Juan Jesus di questo è dovuta al fatto che Meret non parla mai con i difensori? Secondo me è un problema di personalità e su questo Ospina è 100 volte meglio. Andrea, ti dico la verità, secondo me per alcune cose Ospina non deve nemmeno parlare. Forse Meret deve parlare perché si deve imporre anche come personalità. Secondo me la personalità di Ospina è talmente spiccata che Ospina non deve nemmeno parlare. Il difensore sa che Ospina ci va, sa quando Ospina ci sta, e perché anche come movimenti del corpo non è mai incerto. Ospina è sempre coraggioso, si butta, fa le cose che deve fare. Meretta forse comunica un po' di incertezza, parla, non sempre si sente in TV. Sicuramente Ospina è superiore su questo. Vale, su Facebook stasera. Tu dici, ma siamo già in orario, no? Siamo già nell'orario che su Facebook è partito, giusto, perché siamo alle 11. Quindi ragazzi, io stacco 3-3-1-3. Facciamo così. Dato che siamo tra di noi, ha fatto pure la marchetta del Messico 86, voi andate sul fruito.net a vedervi le magliette e tutte le cose, ritorniamo con una brabam generale. Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Sì, sono d'accordissimo su questa cosa così. Degli addetti ai lavori, siamo ancora agli addetti ai lavori, quindi sono scattati tutti i messaggi, proprio sono in ritardissimo. Foloruncio, Luca Capozzi, ho fatto il guaio, mo mi tocca prendere no, ma questa è perché Luca, la versione femminile, poi ci sta la versione quella là unisex che va bene, però la versione femminile la volevo fare perché secondo me con le maniche un po' più così, con qualsiasi perché poi c'è qualsiasi seno, si può dire qualsiasi seno. Bella per le donne, secondo me molto carina, ma poi è la tazza che secondo me si impazzisce. Secondo me se la vedete impazzite. Sono un po' in ritardo, sì, me ne sono accorto. Il numero della modella mi state divertendo, lo so, ma pensa che questa è la cinesina, ma quell'altra bionda con la maglietta che ho postato anche su Instagram, mio padre mi ha chiesto: ma che cos'è quella, una giornalista nuova? No, è una modella che non conosco e che si presta a fare questa
questa cosa così. Valerio Fluido shop, ma questo qua di shop non ci sta la Messico 86 nello store italiano perché erano un po' in ritardo ultimamente, quindi lo trovate sul fluido.net sicuramente. Quello sullo shop Oplix è un po' più complicato, allora sì, allora Luca sì, vai tranquilla. La seconda tazza sicuramente sì, ragazzi, dovete, secondo me vi fate un giro e ci pensate, un regalo di Natale, vi fate il regalo di Natale, spendono tanti soldi, qualsiasi seno, esattamente, qualsiasi seno. Impazzisco. C'è anche il cappellino Amore, vi ricordate, no? Amore, il cappellino Amore, sempre sul sito fluido.net, perché ovviamente all'epoca c'era Amore, invece adesso con qualsiasi seno non c'è problema. Ci siamo divertiti. Signori miei, io vi voglio bene, eccola qua, è arrivato il link giusto, ovviamente per la ragazza va benissimo. Io poi avevo pure pensato, che magari, sai perché, Luca? Sullo store del Napoli, no? Che vendono le magliette del Napoli, non ci sta la maglietta nuova EA7, quella là senza sponsor, che ogni tanto mette Spalletti, no? Che sono bellissime, blu oppure nera con righino azzurro, che è proprio bellissima, è proprio elegante, a volte pure all'allenamento tengono solo la maglietta senza la scritta Elite, è molto elegante, e l'avrei comprata ad occhi chiusi. Che succede? Non c'è quella versione là, però c'è una versione femminile che però è proprio femminile, scritta EA7, scritta lo stemma del Napoli e basta, ed è nera o blu scura con i bordini fucsia come quelle dell'anno scorso, che non è cambiato niente, che è molto carina, però è la versione femminile. Allora io credo che qualsiasi seno sì, ma non entra poi nel torace maschile mio, che insomma comunque ormai la palestra. Quindi, però con le maniche poi al femminile molto strette. Quasi la stavo comprando per vedere, magari se compri una L femminile, come io medium andrebbe bene, non lo so. Chiedo alle ragazze più che altro. Ragazze, se mi compro una maglietta femminile più larga, mi va male? Penso di sì, perché sembra che c'ho le zizze, non... Vabbè. No, sono sicuro che non la conosco assolutamente. Mandavo io il cappellino a Luciano. Ma serio? Ti immagini il cappellino Amore? Se Spalletti stava col cappellino Amore in Russia? Oppai. Seno in giapponese, oppa invece era Gigione quando quello inciampava sopra al monitor. L'amore polacco, no. No, ma è roba vecchia, Francesco, no, io lo dissi proprio perché era roba vecchia, erano retaggi del passato, niente di nuovo, senza problemi. Passate il numero della signora Versatile, regalo di Natale Amore, signora stiamo dando i numeri, Mario, sì vale, non va bene, quindi abbiamo deciso che non va bene, vi voglio bene. No, ce le ho le zizze, però non è il caso in questo momento perché non sono in grande forma e quindi poi sembrano che sono un po' a pera. Da New York, Valerio Fluido è tutto, non perdete domani l'approfondimento tattico, vediamo se trovo anche tutte le interviste, ma ce n'è una di Spalletti, probabilmente possiamo riassumere tutto in un video, quindi domani approfondimento tattico. Che cos'è questa? La maglietta della... bella, ma purtroppo non è così. Approfondimento tattico di Spartak Napoli, ci hanno fatto più o meno, non proprio, però comunque abbiamo perso, dobbiamo rispettare il verdetto del campo. Vi voglio bene, grazie a tutti per gli auguri, stracciate i tesserini di tutti, allenatori, giornalisti eccetera eccetera. Io non so cos'altro dirvi, ma sono grato, I am grateful, I am thankful for my community because it's my birthday, il mio compleanno, però non l'ho fatto da solo, perché l'ho fatto con voi e siete carini e mi avete fatto un sacco di auguri, mi avete fatto un sacco di donazioni, un sacco di supporto, e la vostra presenza mi ha fatto intossicare meno, perché un po' sono sempre intossicato, la sconfitta del Napoli. Che vi devo dire? Vi voglio bene, siete straordinari, spero di darvi un po' di allegria anche io nel mio piccolo. Ci vediamo domani, perché non si può fare a meno, non si può fare a meno. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net.
e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.hoplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini. No, amico mio, interrompo subito la sigla. Franco, che insultatemi. Se ci segui bene nelle live, noi siamo gli amici belli. Se ci insultano, noi facciamo TVB e porgiamo l'altra guancia e non c'è problema. Quando uno viene carino come te, eccetera, eccetera, uno dei miei migliori amici del canale proprio si chiama ancora, non lo sento da una vita e mi sono pure preoccupato, l'amico Martin Humphreys, tifosissimo del Verona. I tifosi delle altre squadre qua sono i benvenuti e lo vedrai adesso nella chat. Lo vedrai. Non stacco ancora perché nella chat vedrai quanto sono bellini e nessuno ti insulta semplicemente perché sei un tifoso. È chiaro, se uno viene e dice Amunnez, lavali col fuoco, il Vesuvio, fai il tuo, avete vita breve, ma perché vi do un paio di pistacchi e ve ne andate. Ma quando uno viene, apprezza i contenuti del video, gli va di parlare di calcio, i confronti, ci sono tifosi della Juve, ci sono tifosi dell'Inter, del Milan, ci sono tifosi della Roma, ci confrontiamo con tutti quanti. Ma quando mai? E vedrai adesso, mi faccio un giro perché voglio vedere io stesso. Ciao, buon compleanno, buona serata. Non piangere, va benissimo. Bobot out per chiudere in bellezza. Auguri Woodwise, auguri, domani recupereremo. Bravissimo l'approfondimento. Un bicchiere di vino me lo faccio stasera, perché me lo devo fare. Un abbraccione, pazienza, ancora ricordiamo, buonanotte. Adesso arriviamo perché sono in ritardo. Infortunato Lobot, ecco qua. Ma è male proprio, non ci posso credere. Non si può fare a meno di Caffè Napoli. Il mercio l'abbiamo visto, ma che è successo? What's that? No, perché ti spiego, perché vedi, rispetto per l'Hellas. Franco, benvenuto Franco. Franco, benvenuto. Gli amici bellini sono tifosi di tutte le squadre. Nightbot, il bacio. Buonanotte, Franco sempre rispetto, ma quando mai Franco sei benvenuto qui? Che cosa devo aggiungere? Che cos'è la bellineria? La frase classica, no? Che cos'è il genio? E poi fai vedere, ma ve lo faccio vedere subito il genio. Ve lo faccio vedere subito, cioè perché me l'ero segnato e mi sono dimenticato perché sono un cretino. Che cos'è il genio? Che cos'è il genio? E il commento memorabellino. Che cos'è il genio? Dai Valerio, riprenditi almeno, altrimenti non riesci ad annusare il perico. Che cos'è il genio? Questo è il genio. È Giuseppe Caccia che fa il commento memorabellino della settimana scorsa, insomma, di tutto l'anno probabilmente. Che cos'è il genio? È questo. Perché uno prende quello che prende, l'ho fatto e non riesco ad annusare il perico. Questo è il genio. Che cos'è la bellineria? Voi siete la bellineria. Di conseguenza, da New York, Valerio Fluido è tutto. Una community così non esiste. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.hoplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema. Ciao. Allora sì. Perché vi dovevo ricordare, passate per il Caffè Napoli 1926 su Facebook, andate a vedere i ragazzi che danno i numeri, che sono statistiche interessanti e le analizzano pure bene. Dai, hai visto, sono uscito di nuovo. È come la Marvel, allora è come la Marvel. Esattamente. Amici napoletani, da oggi da Minalista sono felice, speriamo Simen torni presto. Vedi come se... che bellini la solidarietà per Osimhen. La solidarietà per Osimhen, cretino. Sono felice per la vostra vittoria, niente, rimaniamo qua e parliamo di calcio, ma... No, vado veramente, però voi siete stati bellini e ve lo siete meritato anche il ritorno ulteriore. Andate su